La seduta è aperta. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato, in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Ci sono altre comunicazioni? No. Prima di cominciare, colleghi, con il punto all'ordine del giorno che conosciamo, così come ieri qualche collega aveva preannunziato, è doveroso, ritengo, fare una piccola riflessione su 3 avvenimenti che sono accaduti questa settimana. L'ho visto, onorevole, appena finisco l'intervento le darò la parola. Purtroppo questa settimana si sono registrati una serie di avvenimenti veramente disastrosi. Il bambino di 13 anni di Palermo che si è suicidato, la studentessa Chiara Adorno di Solarino che, attraversando sulle strisce pedonali, è stata vittima di un incidente che purtroppo non gli ha dato la possibilità di poter continuare la sua vita, ai quali abbiamo partecipato insieme ad alcuni colleghi all'ultimo saluto, e infine la morte di Nino Strano, che è stato anche parlamentare di questa Assemblea, è stato assessore regionale, tantissimi gli incarichi che ha avuto e i traguardi che ha raggiunto. A Nino Strano mi legava una profonda amicizia, un'amicizia veramente personale. L'ho sempre definito un galantuomo della politica e mi fa piacere che ieri deputati non del suo stesso colore politico l'abbiano ricordato, e l'abbiano ricordato in maniera assolutamente dignitosa e corretta. Pertanto chiedo a tutti i colleghi deputati di poter rivolgere un minuto di silenzio a queste 3 vittime. Grazie colleghi. Ha chiesto prima di intervenire l'onorevole Leanza. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Ho chiesto di intervenire per ricordare in quest'Aula, oltre alle persone per le quali abbiamo fatto un minuto di silenzio, anche l'onorevole Angela Bottari, che oggi è venuta a mancare, storica esponente della sinistra messinese. Ricordiamo la sua prima proposta di legge sulla violenza sessuale. Angela è stata una grande esponente della sinistra per il Partito Comunista, poi il PDS e il Partito Democratico oggi a Messina, ma non solo, anche oltre i confini provinciali e sicuramente regionali. Per questo chiedo che l'Assemblea possa ricordare anche l'onorevole Bottari. Grazie. La ringrazio, onorevole Leanza, quindi dedichiamo un ricordo e la associamo al minuto di silenzio che abbiamo precedentemente fatto. La ringrazio anzi per l'intervento e per averla potuta ricordare lei. Aveva chiesto di intervenire forse l'onorevole De Luca o no? Ha alzato la mano? No, va bene. Allora, cominciamo adesso colleghi andando... Sui tablet voi troverete l'emendamento così come modificato dopo le varie intese con i capigruppo.
Colleghi, senza alcuna fretta, onorevole Catanzaro, visto che lei chiedeva, senza alcuna fretta, noi abbiamo caricato l'emendamento sul tablet. Ci prendiamo tutto il tempo che occorre per poter guardare anche la tabella e vedere se possibilmente fosse rimasto fuori qualcosa per una disattenzione o un refuso. Quindi ora le do la parola. Prendiamoci tutto il tempo che occorre per controllare e così poter andare spediti al voto. Prego, onorevole Catanzaro. Presidente, la ringrazio perché diciamo, ancora mancano anche qualche collega dei gruppi parlamentari e quindi mi sembrava corretto se magari abbiamo una mezz'oretta di tempo per guardare il testo e guardare un po' gli articoli, dato che c'è stata la riformulazione. Grazie. Sì, dico, non chiuderò l'aula perché se magari qualcuno nel frattempo volesse intervenire può farlo. In tutti i casi tutto il tempo che occorre per poterlo leggere in maniera minuziosa e vedere se possibilmente, visto che c'erano tanti interventi, ne può essere rimasto fuori qualcuno. Grazie. È stato caricato, c'è scritto emendamento fuori sacco e lo trovi all'interno del tablet. Trovato, onorevole D'Agostino? Bene. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Burtone. Prego, onorevole. Presidente, intanto per ringraziarla per aver predisposto l'ordine del giorno, così come richiesto dal Parlamento e da lei condiviso. Per questo mi permetto chiederle di tenere in considerazione la possibilità di votare oggi sul documento che credo stia trovando il consenso di larga parte del Parlamento sui fatti gravissimi che si sono purtroppo realizzati nella striscia di Gaza ultimamente, ma complessivamente per la vicenda che riguarda il conflitto in Medio Oriente tra Israele e la Palestina. Quindi le chiedo formalmente la votazione del documento unitario, ripeto, se i gruppi saranno d'accordo, mi pare che c'è quasi l'unanimità dei consensi. Però intervengo anche nel merito della manovra, se però il Governo ascolta ed è disponibile a tener conto. Colleghi, c'è l'onorevole Burtone che sta intervenendo. Assessore Falcone, si sta rivolgendo. No, Presidente, io intervengo perché credo che al di là dei numeri, delle scelte che oggi opereremo con la manovra di oggi, si avvia un percorso che riguarda la questione finanziaria complessivamente per il prossimo anno, quindi alcune questioni che noi abbiamo posto le vogliamo ribadire, chiedere se è possibile che vengano prese in considerazione dall'Aula anche in questa giornata odierna, però l'augurio, l'auspicio che noi facciamo è che comunque nel dibattito alcune questioni entrino e che abbiano una prospettiva di soluzione, perché la manovra che sarà varata oggi coglie alcuni risultati, alcuni obiettivi, da noi in gran parte non condivisi, altri anche positivamente verificati, però devo dire che il discorso è soprattutto su alcune questioni che noi vogliamo centrare il nostro intervento e vogliamo in certo qual senso porre l'accento affinché il Parlamento nelle prossime giornate possa decidere in maniera precisa. Il primo tema, Presidente, riguarda il tema dell'occupazione. Noi abbiamo presentato diversi emendamenti. Quando c'è, come si dice, un maggior afflusso di risorse, maggiore possibilità, io credo che quello che sia stato da sempre individuato come il problema dei problemi, cioè il tema di creare
occupazione debba essere messa al centro di una manovra economica. Noi da questo punto di vista non abbiamo visto uno sforzo, ci auguriamo che ci possa essere nelle prossime settimane, quando sarà varato il bilancio per 2024, perché la Sicilia ha questa purtroppo situazione drammatica di una disoccupazione che non diminuisce, anzi in un certo qual senso aumenta. Ci sono difficoltà non soltanto nelle aree interne, dove il tema purtroppo si aggrava sempre più, i siti produttivi presentano difficoltà. Anche la vicenda della ZES, Presidente, che noi abbiamo avvistato quando Fitto l'apposta, cioè di un allargamento a dismisura su tutto il Mezzogiorno, senza avere consapevolezza del fatto che si voleva concentrare uno sforzo economico per rilanciare alcuni siti produttivi. La vicenda della ZES appare molto nebulosa, così come tante tematiche toccate dal Ministro Fitto a livello nazionale, che non trovano una rispondenza, un impegno da parte della classe dirigente siciliana, in particolare dal governo. Quindi, Presidente, il super obiettivo della prossima finanziaria, lo dico all'assessore Falcone che in questo aveva dimostrato una certa disponibilità, deve essere il super obiettivo quello dell'occupazione, perseguire un disegno affinché si possano aumentare i posti di lavoro produttivi nella nostra comunità. E accanto a questo, ed è uno dei temi che noi abbiamo posto in maniera forte negli emendamenti presentati a questo disegno di legge, è la questione del precariato. Un precariato che più volte ha portato ad un dibattito interno all'Assemblea regionale siciliana, il precariato legato per esempio al... Presidente, io prendo il tempo del gruppo, tra l'altro, se lei permette, il capogruppo, però se c'è anche un po' di attenzione da parte dei colleghi, io lo capisco che il problema è solo numerico, che i temi invece che riguardano l'interesse generale potrebbero non interessare, non vuole essere il mio atto di presunzione, però si discuta fuori, cioè là fuori ci sono i luoghi dove si può parlare, quindi qua vogliamo fare un po' di dibattito. Grazie, le ho semplicemente fatto attenzionare, poi se le servono dei minuti in più ha voglia di prenderli, però era così come consuetudine io... Sì, ma come consuetudine intanto comunico che sono passati il gruppo parlamentare del PD ha parecchio tempo e io credo lo possa utilizzare, ci saranno altri colleghi che interverranno, però voglio portare a termine un ragionamento pregando i colleghi, se è possibile, di discutere di numeri fuori dall'Aula. Per tornare al punto, abbiamo tre questioni che io voglio rilevare nel precariato. La prima riguarda il tema dei forestali. E noi abbiamo fatto un dibattito, è venuto in aula il Presidente della Regione per riferire sugli incendi che si sono verificati in questa stagione estiva e non solo, e abbiamo detto tutti, compreso il Presidente e l'assessore all'agricoltura, che i forestali debbono avere una utilizzazione che non sia a maggio, ma che possano partire da febbraio e completare, purtroppo con queste mutazioni che abbiamo dal punto di vista climatico, quasi a fine anno, a novembre. Quindi questo tema del precariato che riguarda la forestale si tenga presente, si attivino subito gli uffici finché gli operai possano essere assunti in tempi brevi, ripeto, agli inizi dell'anno, a febbraio, perché c'è tutto un lavoro preparatorio che è fondamentale per cercare di arginare il fenomeno negativo degli incendi che purtroppo interessano gran parte della Sicilia e che sono determinati da mani criminali e mafiose. Quindi un primo aspetto è quello del precariato della forestale, il secondo è quello precariato dei consorzi di bonifica. Io, Presidente, in questo prego l'assessore Falcone di tenerlo presente, ho più volte sollecitato la questione relativa all'articolo 60 e all'articolo 61. Ci sono stati due pesi e due misure, due articoli varati dal precedente governo che guardavano al turnover degli operai del consorzio di bonifica. Alcuni sono stati
gratificati, l'articolo è stato applicato, l'articolo invece 60 non è stato applicato, il turnover non si realizza, con un documento complessivo nei riguardi dell'attività dei consorzi di bonifica, perché non si è fatta manutenzione, non si fa nulla da questo punto di vista ed è un atto di ingiustizia. Lo ripeto, un articolo che era stato previsto da una norma finanziaria dal precedente governo, quello che non è più in presente perché ha chiuso con la precedente legislatura, che poi si è dimostrato un bluff perché non c'erano le risorse. Allora l'assessore Falcone, noi lo abbiamo posto più volte, si metta in questo articolo una somma che possa servire per un turnover che sembrava condiviso, cioè che alcuni uscissero per far entrare altri nel turnover e nel completamento delle ore. Vedo che l'assessore annuisce, spero che nelle prossime attività parlamentari si possa trovare soluzione. E un secondo tema che afferisce al precariato è proprio questo. Un terzo, e concludo questo aspetto, riguarda il tema relativo alle attività complessivamente agricole. Noi ci troviamo di fronte a problemi veramente difficili per la nostra agricoltura. Proprio in questi giorni stanno andando in maturazione gli agrumi e si sta verificando un qualcosa di spiacevole, che il prodotto è piccolo e poi si stanno creando le condizioni anomale che nel prodotto si formano dei tagli che porteranno delle difficoltà dal punto di vista della collocazione nel mercato. Quindi quello che chiediamo è che si abbia grande attenzione su questo tema che riguarda il mondo agricolo. E per chiudere col mondo agricolo dico che noi speriamo che l'assessore capisca che il problema dell'agricoltura non sono solo i finanziamenti delle sagre, c'è anche la necessità di guardare ai comparti produttivi, alle difficoltà che hanno, specie in questo momento, considerato le problematiche atmosferiche che abbiamo avuto, la mancanza di pioggia che purtroppo ancora continua. Ed infine, per chiudere col precariato, il tema che riguarda gli enti locali, Presidente. Noi lo abbiamo detto e lo ripetiamo, chiediamo la sua attenzione da questo punto di vista. Ormai gli enti locali hanno solo personale che è derivante dai lavoratori dell'ex articolo 23, che hanno avuto una stabilizzazione da parte dei comuni, ma una stabilizzazione che di fatto crea però alcune problematiche, perché sono fermi in gran parte a 24 ore lavorative. Quello che si chiede è di far contribuire la Regione affinché vengano allargate queste ore e si arrivi quantomeno nei comuni ad avere lavoratori a 30 ore, anche perché l'asse centrale, l'organico dei comuni ormai regge su queste figure, quindi io credo che sia doveroso dare una risposta individuale a questi lavoratori che altrimenti dal punto di vista pensionistico si troveranno in grande difficoltà, e poi dare una risposta complessivamente ai nostri enti locali. E concludo, Presidente, anche perché i colleghi del mio gruppo debbono parlare, e concludo con l'ultima considerazione. Lei ha parlato della ragazza Claudia Adorno, che purtroppo è morta con una vicenda spiacevolissima, dolorosissima per la famiglia ma per la comunità in generale. È morta perché attraversava una strada che era collocata con l'università. Ebbene, Presidente, io credo che il Parlamento si debba porre questo tema. Il tema della sicurezza stradale non è un tema secondario, è prioritario. Io ho apprezzato le cose che lei ha detto. In questo momento i comuni sono impegnati a predisporre dei programmi per realizzare progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ed è una cosa importante. Si attivi la Regione affinché si realizzino alcune strutture fondamentali per la sicurezza stradale, che riguarda la realizzazione di dorsi proprio limitrofi alle scuole, alle università, ai luoghi in cui c'è maggiore passaggio, perché su questo la gran parte delle città e dei paesi sono deficitari. Si abbia uno scatto, noi parliamo solidarietà, lei lo ha detto e tutti noi condividiamo, però la solidarietà vera è quando poi alle parole seguono i fatti. Allora io chiedo al Parlamento che nella prossima finanziaria, a prescindere dalle forze politiche, tutti ci impegniamo a mettere delle somme da dare ai comuni con una destinazione precisa, rendere
in certo qual senso più sicuro il percorso stradale, soprattutto in prossimità delle scuole e delle università. È un qualcosa che si può fare. Io spero che se ne faccia carico lei, Presidente, come Presidente di questo Parlamento, perché la solidarietà la esprimiamo tutti, ma la solidarietà vera è proprio quando conseguentemente ci siano degli atti coerenti. Io credo su questo ci debba essere un impegno, anche perché, diciamocela tutta, alcuni balordi camminano per strada, non è caso specifico e non lo so e non posso portarlo, ma in generale c'è un utilizzo dei mezzi in maniera assolutamente dissennata. Quindi mettere delle strutture che possano bloccare, frenare il percorso a volte irresponsabile da alcuni, credo che sia indispensabile, ed è la cosa che io le chiedo, in modo che alle parole che lei ha pronunciato ci siano fatti concreti che diano soprattutto dignità al nostro Parlamento. Grazie onorevole Burtone. Anche per sincerarla rispetto a quello che ha appena detto, le comunico che ho investito anche il sindaco Trantino per capire cosa eventualmente si potrebbe fare per quel punto specifico. Però quello non riguarda soltanto Catania. L'intervento suo è un intervento che, ho ascoltato le sue parole, riguarda tutti quanti i comuni. Quindi predisporre anche in finanziaria quelle che potrebbero essere delle risorse per la prevenzione, se c'è la condivisione dalla parte di tutti e magari si destinassero per delle cose assolutamente di buonsenso, chiaramente troverà il mio massimo appoggio. Per quanto riguarda invece la mozione che le sta molto a cuore, onorevole Burtone, non c'è una sola mozione, ce ne sono due. Pertanto era stato chiesto ai vari gruppi parlamentari di poterne farne una sola. Quindi vi chiedo in questa seduta di riuscire a trovare una sintesi per scriverne una. Eccezionalmente le ridò la parola. Prego. La questione che lei ha posto, noi abbiamo preparato un documento che sta trovando consenso ed è un documento che sintetizza le due posizioni espresse precedentemente, un documento presentato dalla Savarino, un altro dal Partito Democratico. Ora noi stiamo vedendo di raccogliere le firme che stanno arrivando, qualcuno ancora è perplesso, se raggiungiamo l'unanimità porteremo il documento e le chiederemo di metterlo ai voti, se non ci dovesse essere l'unanimità eventualmente ognuno voterà il proprio documento. Sì, glielo dico perché sarebbe poco sensato secondo me scrivere due mozioni che vanno magari in direzione opposte. Ritengo che se ci possa essere una condivisione tra tutti i capigruppo sarebbe la cosa migliore da fare. Aveva chiesto di intervenire l'onorevole Campo? No, dopo. Ok. I colleghi hanno avuto modo di poter vedere la nuova riscrittura? State completando. Allora vi lascio ancora qualche minuto. Sì, ma non c'è assolutamente fretta, prendete tutto il tempo necessario per poter approfondire. Chiaramente l'emendamento è la riscrittura, il Gov 1.1, dove all'articolo 2 c'è il macro intervento dove si istituisce un nuovo capitolo. Colleghi, chiedo se si è avuto il tempo necessario per poter verificare il nuovo testo. Intanto comunico che per opportune ulteriori verifiche il verbale della precedente seduta sarà approvato nella prossima seduta utile. Così rimane stabilito. Possiamo andare avanti? Onorevole Catanzaro? Ancora no? Non ho capito, una domanda o un... Prego, onorevole Catanzaro. Chiedo anche all'onorevole Antonio De Luca se avete controllato il testo. Benissimo. Ha chiesto intanto di intervenire l'onorevole Catanzaro. No, io volevo chiedere all'assessore Falcone, soltanto per poter esplicitare all'Aula gli abrogativi degli articoli 14, 56 e 88 e quelli Gov 1.3, Gov 1.2,
prima ancora che iniziamo, anche per capire di che cosa si tratta, magari nel frattempo che facciamo una ricerca, e se l'assessore può illustrarci l'abrogazione di questi 4 articoli. Va bene, intanto un secondo Assessore Falcone, prima che lei risponde, chiedo all'onorevole Cateno De Luca se hanno avuto modo di poter controllare il testo e ai capigruppo di maggioranza se hanno potuto controllare che non ci siano refusi o dimenticanze. Assessore Falcone, gentilmente se potesse rispondere. Sto prendendo. Come? Onorevole Catanzaro, quali erano l'articolo? 14, 56, 88 e l'articolo 19 della legge regionale, in maniera tale che l'assessore li illustra prima ancora che iniziamo la trattazione. Sì. No, ma c'è, dico, va solo per... Onorevole Di Paola. Lo vedo io. Sì, posso. No, posso. No, vabbè, parlo di... Mi dai così, prego. Ah, sì. Mi dai tu la parola? Mi dai tu la parola? Sì? No, sì. Assessore, prego, illustri i vari emendamenti che sono stati presentati. Grazie. Sì, grazie Presidente. In merito alla richiesta del Presidente Catanzaro relativamente agli ulteriori emendamenti che abbiamo presentato, rientrano gli stessi in una diciamo così, volontà del Governo di evitare e di eliminare ogni tipo di contenzioso con lo Stato. Ricordiamo che la politica del Governo nazionale del Ministro Calderoli è quella deflattiva, cioè di evitare che ci siano contenziosi con le regioni, ridurre i contenziosi con le regioni sull'attività legislativa emanata dalle stesse. Come? Da un lato dando dei suggerimenti, facendo delle raccomandazioni a che alcuni articoli, alcune norme che potessero essere a rischio impugnativa o a rischio censura della Corte Costituzionale del giudice delle leggi potessero essere ritirati, abrogati anzitempo, onde evitare l'instaurarsi di contenziosi dinanzi appunto al giudice delle leggi. In questo senso noi già nel collegato 2 avevamo proposto tutta una serie un emendamento con tutta una serie di norme da abrogare, che erano le famose impugnative verso quelle norme che prevedevano le coperture di spese con fondi extraregionali. Faccio riferimento al PO-FESR, faccio riferimento all'FSE, facciamo riferimento alle politiche di coesione comunitarie e soprattutto al Fondo di Sviluppo e Coesione, non soltanto del 21-27 ma anche del 14-20, che
dopo il 31/12/2022 non poteva essere più utilizzato. Quindi quelle norme che erano state inserite nella legge 2/2023 diventavano norme inutili in quanto non utilizzate, cioè in quanto non adeguato strumento per utilizzare risorse non più nella nostra disponibilità. Quindi nell'emendamento che abbiamo fatto col Gov1 abbiamo previsto tutta una serie di abrogazioni, abbiamo avuto qualche dimenticanza che oggi stiamo prevedendo. Quali ad esempio? La dimenticanza è l'articolo 88 che riguarda l'FSE, l'utilizzo dell'FSE, così come non possono essere utilizzati altri diciamo così, risorse extraregionali, nemmeno queste. In più l'articolo 14 che ha suscitato in aula tante critiche, non so se vi ricordate, anche qualche collega aveva detto che inserire una norma secondo la quale si consentiva che il cosiddetto capo di gabinetto potesse essere inserito extra dotazione organica, che sappiamo per gli uffici di gabinetto è di 10 interni e 4 esterni, quindi andando oltre la dotazione organica degli assessori, o di 14 più gli esterni da parte del Presidente, è chiaro che non era una norma che poteva essere approvata. Noi però l'abbiamo approvata, ma nel momento in cui il Consiglio dei Ministri ha chiesto di ritornare, non l'ha impugnata chiedendo al Governo di abrogarla, noi stiamo dando seguito a quello che il Governo ci ha chiesto, abrogandola. In più l'articolo 56, non so se vi ricordate, la cosiddetta democrazia partecipata, era la democrazia secondo cui dobbiamo consentire che anche a coloro che abbiano una disabilità poter svolgere le funzioni, quindi con l'abbattimento di barriere architettoniche. Questo, se da un lato sotto forma di principio è assolutamente nobile, non portando in sé, non prevedendo conseguenzialmente la dotazione finanziaria, è un articolo che rischia di impattare con il dettato costituzionale della copertura finanziaria. L'altro articolo sulla volumetria, che è stato fatto in uno dei collegati, non è stato impugnato, ma ci è stato detto parimenti, ci è stato suggerito di abrogarlo nella prima norma utile da parte del Ministero degli Affari Regionali. Perché allora oggi stiamo abrogando tutti questi articoli? Li abroghiamo perché così evitiamo che ci siano contenziosi e diamo seguito ai patti col governo nazionale. Il tutto nello spirito di una serena, di una proficua e di una leale collaborazione istituzionale tra il governo nazionale e quello regionale. Io ho scritto a parlare i colleghi Campo, Spada, però onorevole Di Pasquale, lei deve intervenire su questo. Di Pasquale e Sunseri. Prego onorevole De Luca, ok. Prego onorevole Di Pasquale. Prego. Allora, Presidente, poi l'intervento sulla manovra complessiva, sul maxiemendamento lo farò dopo, però su questo voglio dare una lettura più chiara rispetto a quella che ha dato l'assessore, perché la questione non riguarda 3 articoli che noi stiamo abrogando perché non vogliamo litigare con Roma. Non è questa la questione è una questione un po' diversa. Noi abbiamo fatto la scorsa finanziaria, infatti poi nel testo, come voi vedrete, di abrogazione di articoli non ce n'è 3-4, ma ce n'è
diversi, 20, 30, 40, non mi ricordo neanche quanti sono, poco importa, che questi erano saltati. In poche parole, questi sono tutti insieme gli articoli della finanziaria che sono saltati per aria perché avevano una copertura farlocca, perché la copertura era fasulla. Cioè, quando noi abbiamo fatto la finanziaria ci siamo lanciati, collega Abate, tutta una serie di articoli stampa, di Onorevole Di Pasquale, deve parlare al microfono, altrimenti non la sentiamo. Grazie. Perché lei è alto e quindi... No, la ringrazio, mi fa piacere che lei ci tiene. Anche perché lei si gira verso... Grazie, altrimenti va direttamente sullo scranno. Presidente, la ringrazio, mi fa piacere che lei ci tiene ad ascoltare il mio intervento. Mi porta a girarmi perché so che sicuramente i miei colleghi sono interessati, il resto sempre lo metto col punto interrogativo. Allora, quando noi abbiamo fatto quella finanziaria abbiamo inserito tutta una serie di cose. Io ricordo i 10 milioni di euro per la famiglia, per i figli, per le famiglie con i figli numerosi, fatta nostra al Partito Democratico, ma ci furono tantissime cose, c'erano i soldi per i comuni patrimonio dell'UNESCO, cioè 400 milioni di euro. No, però Presidente, io gradisco che l'assessore Messina... Assessore, sì. Grazie. Non dico che mi ascolti, ma prego, che almeno non mi Di disturbi l'assessore. Quindi no, è importante questo passaggio, Assessore, per noi è importante, perché veda, in quei 400 milioni c'era il lavoro di un Parlamento, in quei 400 milioni in proporzione c'erano il lavoro fatto di parlamentari, di maggioranza, di opposizione, che avevano fatto questa battaglia e che speravano nel portare avanti quelle iniziative. Ce n'erano veramente tantissime che riguardavano interventi di investimenti, interventi sociali, di tutto. Qual è secondo me comunque il dato politico? Che noi li abroghiamo questi emendamenti perché non abbiamo previsto copertura finanziaria, non perché per non litigare con il governo nazionale, perché se per assurdo, io dico non tanto per assurdo perché vedete cari colleghi, noi non riusciamo a garantire neanche le nostre stesse norme, perché noi avremmo dovuto pretendere tutti insieme, prima di qualsiasi finanziamento di nuovo intervento, di recuperare quegli articoli, quegli interventi che erano frutto del nostro lavoro. Quindi oggi li stiamo abrogando perché noi non li abbiamo voluti finanziare, perché noi non li stiamo finanziando e in questa manovra dei 600 milioni di euro sicuramente noi l'avremmo potuto finanziare. Io mi sono permesso di fare questo intervento solo limitatamente all'abrogazione, Presidente, ora poi interverrò quando mi toccherà sul maxiemendamento, però ci tenevo a dire che l'abrogazione che stiamo facendo ha questo significato politico, che non è un bel significato politico, perché di tutti quei comunicati stampa che abbiamo fatto tutti quanti per quelle cose che eravamo riusciti a portare nelle comunità, oggi con il voto noi gli mettiamo la pietra tombale, sono morti. Grazie onorevole Di Pasquale. Ha chiesto di intervenire l'assessore Falcone. Prego, Assessore. Onorevole Di Pasquale, io credo che la sua precisazione, anche se possa avere degli aspetti e dei significati politici anche abbastanza pregnanti, però trova il riscontro da parte del Governo, il quale Governo intanto durante i lavori di commissione informò i colleghi che stavamo facendo un lavoro importante, interessante, però c'erano anche dei dubbi sull'utilizzo di quei fondi, tant'è che si disse durante le varie sedute di commissione: non ne utilizziamo troppi, perché c'è il rischio che non tutti questi fondi possono essere utilizzabili.
ma malgrado questa considerazione vorrei dire che noi siamo venuti incontro, ci sono stati vari interventi, anche con ordine del giorno che i deputati hanno fatto, vedo anche l'onorevole Cateno De Luca, ma l'avete fatto anche gli esponenti del Partito Democratico, ci avete chiesto di recuperare, ove è possibile, parte di quegli interventi e il governo, Presidente Abate, ha recuperato innanzitutto, e lo dico a lei come Presidente della prima Commissione, innanzitutto i 115 milioni di euro per il fondo investimento dei comuni. Addirittura ai comuni abbiamo dato ulteriori altri 22 milioni di euro perché erano stati assorbiti dalle riserve. Abbiamo impegnato e trovato le risorse di 74 milioni di euro per la forestazione, per i forestali. Abbiamo messo in campo le risorse per i cofinanziamenti sugli interventi extraregionali. Pongo questi tre, esempi perché abbiamo anche detto su altri esempi, su altri interventi non utilizzabili che non potevano essere effettuati con fondi non utilizzabili, in questa legge di stabilità 24-26 trovano adeguata copertura. Vorrei fare riferimento al fondo di progettazione, anzi ai due fondi di progettazione, 50 milioni di euro con fondi regionali per i comuni, solo per i comuni, mentre i precedenti interventi riguardavano tanti enti, e 10 comuni per la regione e 10 milioni di euro per gli enti, per i dipartimenti regionali. E poi ancora avevamo previsto i 100 milioni per 3 anni per il fondo di occupazione con l'FSC, noi lo stiamo prevedendo oggi con fondi regionali. Mi permetto quindi, onorevole De Pasquale, di dire di rappresentare queste considerazioni perché il governo Schifani è aperto a altre iniziative, indicazioni, e laddove potremo, noi ci aspettiamo che da un momento all'altro la delibera del 4 agosto 2023 che stanzia verso la regione siciliana 6 miliardi e 624 milioni di euro possa essere bollinata dalla Corte dei Conti e quindi possa assegnare queste risorse di FSC alla regione siciliana. E per cui molti di quegli interventi che anche oggi stiamo abrogando perché non andavano fatti con norma, e noi ci siamo anche permessi timidamente, onorevole Catania, di dirlo, ma sommessamente, ma con atto amministrativo, li possiamo recuperare all'interno di una programmazione. Tant'è che c'è un articolo, l'articolo 26, che è stato della legge 2/2023, che prevede che prima di tutto comunque dobbiamo procedere col recupero di questi interventi. E ci sono tantissimi interventi che devono fare onore all'Assemblea, al lavoro del Parlamento, al lavoro assembleare e quindi al lavoro di tanti colleghi che guardano al nostro territorio con particolare interesse. Quindi l'intervento che oggi il Governo vuole rappresentare a quest'Aula è che comunque alcune misure che oggi sono state impugnate, vengono abrogate per togliere il contenzioso, saranno riproposte con atto amministrativo. Addirittura si era parlato, ricordiamo tutti, un ordine del giorno che nella finanziaria potrebbe anche trovare ospitalità. L'onorevole Pace lo aveva anche, suggerito, che potrebbe trovare accoglimento in un ragionamento d'aula che da qui alle prossime settimane andremo a fare, sempre nell'interesse di un'intera regione che aspetta investimenti per avere crescita e benessere. Grazie Assessore Falcone. Intanto saluto una delegazione del mondo giovanile
del gruppo Sud Chiama Nord, con in testa De Luca Junior, altri meno giovani che sono stati sempre protagonisti del mondo universitario oggi presenti in aula, e altri ospiti. Non so se ha chiesto di intervenire prima però l'onorevole Spada o l'onorevole Sunseri. Prego, onorevole Sunseri. Grazie Presidente. Io credo che quest'Aula oggi, Presidente, non si possa chiudere con le sole parole, seppur autorevoli, dell'assessore Falcone, ma serva anche un documento. Il Movimento 5 Stelle oggi ha predisposto un ordine del giorno in cui impegna il Governo a trovare la copertura finanziaria per tutte quelle norme previste in finanziaria con i fondi di sviluppo e coesione che, ricordo ovviamente all'assessore che invece citava 3-4 norme che poi hanno trovato copertura sul bilancio, sono state votate praticamente all'unanimità di quest'Aula e soprattutto si era trovato insieme una copertura di finanziamento, e la Corte Costituzionale non ha tanto sollevato il problema che lo abbiamo fatto tramite norma quanto il fatto che non ci fosse la copertura perché il Fondo di Sviluppo e Coesione, come ha detto l'assessore, non era ancora stato assegnato alla nostra Regione. Ora, al di là del finanziamento puntuale previsto dalla finanziaria, della quale ognuno di noi probabilmente non conosce lo stato di attuazione o la sua stato di progettazione, credo che sia importante invece oggi chiudere l'Aula non tanto solamente con l'abrogazione delle norme così come proposta dal Governo, quanto con un impegno da parte del Governo e dell'Assemblea tutta a trovare, quando verrà bollinato l'FSC dalla Corte dei Conti, tutte quelle risorse necessarie a coprire quello che questa Assemblea e il Governo scusate, si sono mostrati, hanno mostrato la loro intenzione a finanziarle. Non di meno ricordo a lei che già il Presidente della Regione è uscito con un comunicato stampa in cui stanzia risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per la realizzazione del ponte sullo Stretto, del quale ad oggi non c'è una deliberazione di Giunta, un atto di questo Parlamento, non c'è nulla, eppure il comunicato stampa che stanzia 1 miliardo e 200 milioni di euro dell'FSC 21-27 è già uscito settimane addietro, quindi non stiamo bestemmiando quando diciamo che il Parlamento ha una sua dignità e ha la necessità di vedere finanziate le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per delle norme che sono state già approvate e che, ripeto, la Corte Costituzionale non ha sollevato tanto la procedura della norma quanto la copertura, che ad oggi di fatto non c'è nemmeno. E io non so se l'assessore Falcone, lo dicevo l'altra volta in Commissione Bilancio, e il Governo si sono accorti che con l'approvazione del DL Sud, mi ascolti Presidente perché questa cosa non è secondaria, con l'approvazione del DL Sud della scorsa settimana sono stati sottratti alla Regione Siciliana più di 2 miliardi di euro del POC 2014-2020. Al momento della sua approvazione, il comma 2 dell'articolo 1 recita che tutte quelle risorse che non vedono impegni giuridicamente vincolanti all'approvazione del DL Sud vengono sottratte alla Regione. La nostra Regione, da mie informazioni, ma magari l'assessore ci saprà ragguagliare meglio, sui 2 miliardi e 6, 2 miliardi e 7 del POC 14-20 aveva impegnato circa 300 mila euro. Cioè significa che dei 2 miliardi di più, ce lo dirà lei assessore, dei 2 miliardi e 8, 2 miliardi sono scomparsi con l'approvazione del DL Sud. Quindi se noi oggi cominciamo a rinviare a data da destinarsi il finanziamento della FSC 21-27, secondo me finiamo la legislatura e non abbiamo neanche contezza di cosa siamo riusciti a finanziare con la nuova programmazione. Ritengo invece che con un ordine del giorno che mi appresto a presentare e che ovviamente è aperto a chiunque, affinché si faccia chiarezza che le risorse stanziate con la finanziaria 2-23, con le quali oggi andremo a abrogare alcune norme, ma che certamente vedranno finanziamento tramite una deliberazione di Giunta e poi successivamente con la deliberazione del CIPES, in modo che in qualche modo si dia seguito a quello che l'Assemblea all'unanimità ha deciso di finanziare. Grazie. Grazie onorevole Sunseri, ha chiesto di intervenire l'onorevole Spada. Prego onorevole. Sì, grazie Presidente. Rispetto all'intervento fatto dall'onorevole Di Pasquale, ritengo che nella scorsa finanziaria sia stato fatto un lavoro importante da parte di tutti i colleghi, e vanificare questo lavoro
Scusi, Assessore Falcone, se mi può prestare un attimo di attenzione, vanificare il lavoro che è stato fatto durante l'ultima finanziaria senza materialmente approvare un ordine del giorno come ha proposto l'onorevole Sunseri, o senza che materialmente lei, che è assessore al ramo e che dà i pareri rispetto alla copertura finanziaria, possa in qualche modo fare un atto concreto rispetto all'ultima finanziaria, rispetto agli emendamenti, agli articoli che sono stati abrogati, penso che la pietra tombale di cui parlava prima l'onorevole Di Pasquale la stiamo mettendo in maniera concreta. Quindi l'invito che le faccio, per non vanificare il lavoro che è stato fatto e per dare seguito a tutti gli impegni che ci siamo assunti ognuno di noi sui rispettivi territori, sia di maggioranza che di opposizione, occorre oggi, e apprezzo anche l'intervento che ha fatto lei, nel quale si è assunto l'impegno in quest'Aula che tutti gli articoli abrogati fino a questo momento verranno rifinanziati attraverso la nuova programmazione e attraverso la nuova finanziaria che andremo ad approvare da qui a dicembre. Quindi le do merito rispetto all'impegno che si è assunto, spero che venga approvato quest'ordine del giorno in modo tale da non vanificare tutto il lavoro che è stato fatto fino ad oggi da parte delle opposizioni e della maggioranza. Grazie. Grazie onorevole Spada. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cateno De Luca. Prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Assessore Falcone, le volevo dire preliminarmente che lei è in odor di santità, perché abbiamo parlato anche con gli altri colleghi dell'opposizione, no, e vi spiego perché. L'abbiamo individuato come prossimo ragioniere generale del nostro governo alternativo al centrodestra, perché lei, e qui c'è stata una condivisione corale, guardi, lei è stato bravo, gliene dobbiamo dare atto, signor Presidente, è vero, ma rispetto ad alcuni numeri che lei ha saputo far quadrare, qualche riflessione su questa manovra che è una finanziaria di fatto, perché vale oltre 500 milioni di euro, qualche riflessione va fatta sul merito di alcune questioni che si ricollegano anche come premessa alla legge di stabilità che andremo ad esaminare, e il collegamento ovviamente è d'obbligo, perché sono sicuro che lei si presenterà al Parlamento con delle disponibilità importanti nella legge di stabilità, perché noi abbiamo capito la sua impostazione ragionieristica ed ecco perché si è guadagnato sul campo il ruolo di prossimo ragioniere generale. Manca però una visione strategica che ovviamente a lei è stata tolta. La programmazione chi ce l'ha, Assessore Falcone? Nel governo Schifani. A chi è stata riservata? A lei o ad altro soggetto? Glielo chiedo perché se lei lo stesso impegno che ha messo sui numeri, ed ovviamente gliene devo dare atto, l'avesse messo anche sulla programmazione, noi oggi, rispetto anche all'argomento che ha posto il collega Sunseri, avremmo fatto un ragionamento diverso in questo Parlamento. È ovvio che questo aspetto noi lo dobbiamo affrontare anche con urgenza e voglio solo anche qui toccare ora qualche piccolo elemento che è fondamentale. Sono stati toccati i ragionamenti sui fondi extra regionali ed è ovvio che quando non vengono consentiti, ci ricordiamo anche la situazione di perplessità che lei con onestà allora ha anche detto al Parlamento quando abbiamo inserito una programmazione complessiva, però è ovvio che sul piano strategico non comprendo qual è la
il rapporto tra il trasferimento di Fondo Sviluppo e Coesione, oltre 1 miliardo, 1,2 miliardi che vorreste dare a Salvini per fare il ponte sullo Stretto di Messina, e qui noi non ci mettete nelle condizioni di poter coprire interventi importanti per il territorio, perché c'è stato un problema su quella che erano le assegnazioni e quella che doveva essere poi anche la copertura dei singoli interventi. Quindi è ovvio che a lei chiedo, per parlare con il titolare della programmazione, di parlarci chiaramente su questa impostazione che il governo avrebbe dato ai fondi extraregionali, perché è ovvio che alla prossima legge di stabilità noi non possiamo consentire, caro Assessore, che quello che era stato programmato nella precedente legge di stabilità e che è stato cassato finisca così. Quindi è ovvio che l'ordine del giorno dei colleghi di 5 Stelle che ha annunciato sono seri, io naturalmente come gruppo su Chiama Nord lo sosteniamo, lo sottoscriviamo e diventa, guardi, glielo dico prima, diventa la premessa del percorso della legge di stabilità. Non vi presentate in Commissione bilancio senza una visione strategica dei fondi extraregionali, lo dico Presidente del Parlamento, perché poi non voglio essere accusato di prese di posizione che siano magari mirati a creare ostruzionismo. Quindi lo stiamo dicendo prima a questo Governo. Per quanto riguarda alcuni aspetti di questo provvedimento, poi ovviamente ci riserveremo di entrare nel merito su qualche singolo articolo, ringrazio l'assessore che ha accolto la nostra richiesta di non dare più le rate posticipate ai comuni. Si ricorda che noi abbiamo posto una questione in Commissione bilancio e ho detto che era assurdo che la Regione teneva in cassa la liquidità e che i comuni dovevano andare in anticipazione di tesoreria. Lei ha capito bene la questione, abbiamo anche messo in atto un'operazione, ora ce lo possiamo dire, di un buco che riguardava la quarta trimestralità, perché veniva posticipata all'anno successivo perché non c'era la copertura finanziaria. Le devo fare i complimenti perché lei finalmente ha risolto un vulnus che in questa regione si trascinava da anni. La questione degli ASU l'abbiamo posta e vedo che quantomeno si è sbloccata, e nell'andare a chiudere, perché non voglio appesantire per ora il mio intervento, le devo dire, Assessore Falcone, se noi accompagniamo a questa operazione ragioneristica che le abbiamo consentito e abbiamo consentito al Governo, signor Presidente del Parlamento, perché veda, voi avete fatto un'operazione che sotto il profilo contabile è molto rischiosa sui tempi, avete accolto 300 milioni su quello che è stato l'allentamento dell'accordo Stato-Regione, c'è una modifica, una revisione e sostanzialmente li dovete spendere entro l'anno. Come vedete il Parlamento, al di là di quelle che sono la normale dialettica, si sta dimostrando responsabile rispetto a questa esigenza, perché è ovvio che non possiamo bruciare 300 milioni, anche perché, Assessore, gliel'ho detto e glielo ribadisco, ma l'ho detto anche ieri al Presidente Schifani, quando arriverò io alla Presidenza della Regione i conti meglio li trovo e meglio è, ecco perché mi fido dell'azione di risanamento che lei sta facendo. Concludo rispetto a questo aspetto dicendole chiaramente, da parte del gruppo Sud Chiama Nord ha visto che non ci sono state posizioni preconcette e l'unica cosa sulla quale mi sento di sottolineare la mia criticità, Assessore Falcone, è questa, perché gliene chiederò conto quando affronteremo la legge di stabilità. Io non so se stiamo prendendo una sola con questi 70 milioni del fondo immobiliare, guardi, ho avuto uno scontro nel 2007 con il Presidente Cuffaro quando prefigurai che questa operazione non sarebbe stata conveniente per la regione siciliana. A conti fatti forse si è creato un buco di 400-500 milioni di euro in 15 anni, guardi, io non so se ci stiamo prendendo nuovamente degli immobili che hanno l'agibilità, che sono stati messi a nuovo e che ha rispettato quello che era il percorso prefigurato da quella operazione che io chiamai svendita dei beni immobili, ma veda, oggi non ci stiamo soffermando su questi 70 milioni perché siamo persone responsabili e non vogliamo far perdere 300 milioni di euro alla nostra regione. Però di questo aspetto glielo anticipo, le chiederò con te ragione perché non so alla fine se il percorso prefigurato nel 2007 in termini contabili è stata una truffa.
perché guardi, avere 200 milioni, pagarne in 15 anni altrettante e ora dare anche 70 milioni di euro per immobili di cui non conosciamo la consistenza, le dico francamente, è un'operazione molto azzardata. Però l'avete fatto in termini ragionieristici, e ritorno alla mia premessa, e quindi manca la visione strategica, però le dovrò dire con correttezza che su questo punto io chiederò a lei e ovviamente anche ai dirigenti competenti effettivamente come stanno le cose. Non voglio dire che il presidente Cuffaro ha svenduto i beni immobili e suo fratello oggi li ha ricomprati, non voglio dire questo, però mi auguro di essere smentito con la documentazione che esibirete nelle sedi opportune, soprattutto in Commissione Bilancio. Grazie. Grazie onorevole De Luca. Mi sembra che comunque finora le interlocuzioni con tutte le forze opposizione, ma riconosco chiaramente anche con la sua, siano state assolutamente corrette sia da un lato che dall'altro. Sono convinto che gli impegni che prenderà il governo certamente saranno conseguenziali e ci saranno i giusti provvedimenti anche in Commissione Bilancio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina, Miccichè e Galluzzo. Tu mi hai detto dopo, ormai ho scritto Safina, Miccichè, Galluzzo e Campo. Se vuole parlare prima l'onorevole Safina. Sì, può intervenire ora, può intervenire dopo. Vuoi intervenire ora? Grazie Presidente, Governo, colleghi deputati e cittadini. Chiaramente questo documento contiene circa 22 milioni di impegno che fanno capo a questo Parlamento, su cui non dirò tanto anche per onestà intellettuale, perché anche noi abbiamo inserito degli emendamenti ed è giusto dopo tanto lavoro avere anche una gratificazione territoriale. Io non dico assolutamente che sia una cosa sbagliata, però una considerazione la devo fare. Sicuramente non è una regione in ottima salute e 22 milioni non sono pochi, sono delle somme importanti e in un Natale queste somme non le vedremo più, sempre se verranno impegnate, dati anche i tempi molto ristretti con cui si arriverà a fare i possibili decreti da parte degli assessorati, quando invece si poteva, anziché parcellizzarle, fare degli interventi più strutturati, degli interventi importanti, si poteva risolvere anche uno solo dei problemi dei siciliani. Forse ci penseremo con gli altri fondi, con i 540 milioni, ma anche questi è bene che i siciliani lo sappiano. In buona parte sono fondi che torneranno allo Stato e altri serviranno per ripianare i debiti fuori bilancio. E quindi di tutte queste risorse di fatto ben poco andrà ai siciliani. Ora, io ho notato che tante somme in questo documento sono state destinate al settore agricoltura. L'assessore San Martino, che adesso non vedo, ha fatto un po' la parte da leone, però non ho capito bene con quale criterio, con quale visione. Perché vede Presidente, la volta scorsa sono passati 3 milioni e 8 per ripianare i debiti del consorzio di bonifica di Agrigento. Oggi abbiamo 3 milioni e 8 per ripianare i debiti del consorzio di bonifica di Siracusa. Evidentemente nella finanziaria io mi aspetto che avremo 3 milioni e 8 per ripianare i debiti del consorzio di bonifica di Ragusa o di Catania o di Enna e via discorrendo, visto che ogni finanziaria si pensa ai debiti di un solo consorzio.
A meno che l'assessore San Martino non ha compreso che la riforma dei consorzi di bonifica vedrà luce chissà quando e sta agendo in questa maniera, diversamente sarebbe un modo per fare il solito figli e figliastri. Gli stessi figli e figliastri che si sono fatti con gli 8 milioni destinati alle cantine sociali. Anche loro con problemi, debiti, ma perché gli agricoltori non ne hanno debiti? Sappiamo benissimo che i costi di produzione superano i costi di vendita, sappiamo benissimo che sono vittime della grande distribuzione organizzata e che sono costretti a svendere i loro prodotti nei mercati, sappiamo benissimo che sono vittime del tomato brown e di tante altre virosi, sappiamo benissimo che c'è stata anche la crisi dell'uva da tavola, e allora perché una categoria sì e un'altra no? È questo che io non riesco a capire in questo documento. E poi ci sono anche tante altre cose. Ho visto 2 milioni e mezzo per prolungare le ore agli ASU. Siamo contenti, ora anche l'assessore Albano non la vedo, ma forse c'è stata una svista, un copia e incolla nel documento finanziario che è stato approvato in giunta qualche giorno fa, perché vengono destinate delle somme molto più importanti, ora mi pare che erano 56 milioni, sempre per prolungare le ore agli ASU. E no, lo dobbiamo correggere, questo deve diventare stabilizzazione, perché ci sono i presupposti, perché è passata la normativa a livello nazionale, perché finalmente li possiamo stabilizzare. Che senso ha scrivere 56 milioni, ancora prorogare le ore agli ASU, una categoria che l'abbiamo detto in tutte le salse che merita finalmente un po' di serenità lavorativa e di essere stabilizzato. Quindi assessore, io la prego di farsi portavoce con l'assessore Albano. Quelle proroga delle ore in finanziaria deve diventare stabilizzazione, senza se e senza ma. Poi in questo documento abbiamo visto che c'erano parecchi ordinamentali, alcuni anche incongruenti un po' fra di loro, perché si passava da una norma per recepire una norma nazionale per i suoli depressi, e al contempo c'è una norma che abroga il discorso dei 3 chilometri dai centri abitati per gli impianti di smaltimento rifiuti, creando altre zone depresse. Quindi entrano in contrasto fra di loro varie norme. Chiaramente ora purtroppo è scaduto il tempo, sarebbe stato anche giusto argomentarla meglio questa cosa, concludo Presidente. Poi ci sono i 62 abrogativi, giusto, è meglio che vengano abrogate le norme impugnate anche per evitare contenziosi, però ci danno chiaramente il peso politico di questo documento, dove ci sono parecchie cose che sono anche finite sui giornali in questi giorni, che rischiano di non vedere mai la luce, e lo scopriremo nella prossima finanziaria con tanti altri altrettanti abrogativi. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina e Miccichè. Ho dato l'ordine così che lei possa essere preparato, onorevole Miccichè. Presidente, colleghi, Governo, ma io vorrei provare, se i colleghi mi consentono, Presidente, se i colleghi mi consentono. Scusate colleghi. Venezia. È il collega del suo partito. Lo so. Non voglio dire Venezia niente. è indisciplinato. Dovremo prendere provvedimenti per l'onorevole Venezia. Vediamo se facciamo qualche ammonizione. Io, onorevole Falcone, assessore, vorrei provare a tenere legate due questioni che ha provato a tenere legate il governo, perché all'indomani dell'accordo tra lo Stato e la Regione, che ha stanziato 300 milioni di euro per l'anno 2023, che diventeranno poi, aumentando di 50 milioni di euro l'anno, 630 per chiudere
la questione della maggiore contribuzione agli oneri del Servizio Sanitario Nazionale da parte della Regione Siciliana, in quel momento il Presidente ebbe a dire, e l'assessore ne fece eco, che questa manovra di assestamento, questa variazione di bilancio, perché di fatto di questo si tratta, avrebbe costituito l'anticipazione della finanziaria che è stata presentata alla stampa qualche giorno fa, è giunta, mi pare di aver capito, qualche giorno fa pure in assemblea e che presto quindi passerà all'esame delle commissioni. Ebbene, io lo dico sin d'ora, voterò ovviamente contro questa manovra di assestamento e voterò, se quello rimarrà ovviamente il testo della finanziaria, contro quella finanziaria, perché ci sono delle cose sicuramente apprezzabili, 50 milioni di euro per i mutui, per l'acquisto della prima casa, per l'abbattimento del caro interessi, è una misura sicuramente interessante. È corretto avere pagato le rate del fondo pensioni, però poco fa l'onorevole Campo parlava di risorse per l'agricoltura in questa manovra di assestamento. Io devo dire la verità, parlerei di mance all'agricoltura. Onorevole Falcone, il suo governo, il governo in cui lei fa l'assessore all'economia, ha stimato che la vitivinicoltura siciliana ha subito danni nel corso della stagione vitivinicola 2023 per 350 milioni di euro. Ebbene, dal combinato disposto di questa manovra di assestamento e della legge finanziaria si evince che sono stati stanziati solo 8 milioni di euro in conto interessi per le cantine sociali. Ammesso e non concesso che questi 8 milioni di euro si possano spendere, ammesso e non concesso che non vadano nel regime dei minimi, è una questione sicuramente da approfondire, a fronte di 350 milioni di euro stimati dal suo governo, noi stanziamo 8 milioni. Nel frattempo gli imprenditori agricoli vedono il tracollo dei loro redditi, vedono il tracollo delle loro aziende e vedono l'incapacità di cominciare a programmare la prossima stagione. E lo stesso fa il governo nazionale, 90 milioni di euro vengono stanziati, anzi nel triennio 270 milioni di euro per essere precisi, vengono stanziati per far fronte alla più grande crisi agricola che il Paese abbia mai vissuto per effetto del combinato disposto delle varie alluvioni, delle inondazioni e via dicendo. Dunque, come si fa a dire che queste sono manovre espansive quando un settore che vale il 7% del PIL siciliano viene assolutamente dimenticato? Per non parlare poi della mala gestio compiuta con diversi atti amministrativi, quali i bandi dell'OCM Vino, che favoriscono alcuni a danno di altri, ma di questo ne abbiamo già parlato e purtroppo il governo ha fatto orecchie da mercante. E poi qualche collega, ora lo so, si arrabbierà con me, ha detto che gli alluvionati delle province di Messina, di Trapani, di Siracusa avrebbero visto totalmente, integralmente ristorati i loro danni entro il 31 dicembre. Ebbene, con 5 milioni di euro che sono quelli messi nel precedente collegato, lei sa benissimo che non riusciremo mai a colmare e a ripagare i danni che questi cittadini hanno avuto. Avevamo chiesto di esaminare un emendamento, 10 milioni di euro, che sapevamo essere insufficiente, ma era una tappa di avvicinamento. Di questo non c'è traccia e non c'è traccia nemmeno nella finanziaria. Il governo regionale precedente, del quale lei, assessore, è stato componente, ha tradito i pescatori siciliani, perché prendendoli in giro col cosiddetto doppio fermo biologico, ha arrecato danni a quel settore per oltre 7 milioni di euro. Avevamo detto già negli precedenti strumenti perché non interveniamo, considerato peraltro che esistono contenziosi sul punto. Ebbene, anche questo emendamento non è stato esaminato e 7 milioni di euro per la pesca, che è un altro settore importante, oltre che ha una valenza culturale determinante nella nostra economia, è saltato. Allora, assessore, definire questa e la manovra di bilancio una manovra espansiva è veramente un tradire le aspettative
Onorevole Campo, un tradire le aspettative dei siciliani. C'è bisogno, manca una visione. Qual è la politica industriale di questo governo? Abbiamo ascoltato, abbiamo sentito, abbiamo visto che è stato nuovamente rinviato il bando su Bluetech, ma quello che manca è un'intelaiatura di politica industriale, manca un'idea su quello che è il sistema del trattamento dei rifiuti, che può essere un comparto fondamentale dell'economia, delle politiche industriali, manca un'idea su quello che è l'utilizzo delle energie alternative, siamo ancora impantanati sull'individuazione delle aree idonee e non idonee, manca sostanzialmente un'idea di politica industriale che comunque riguarda il 20% del PIL siciliano. Rispetto a questo c'è una misura, che è quella delle agevolazioni per le assunzioni previste in finanziaria. 220 milioni, non vorrei sbagliarmi, 220 milioni di euro nel triennio, ma quella misura, onorevole Falcone, è una misura effimera se noi non interveniamo sulle infrastrutture. Lei avete parlato correttamente di POC, di FSC, ne parlavo poc'anzi con il collega Sunzeri. Che fine ha fatto per esempio la Castelvetrano-Gela, che potrebbe essere un'arteria fondamentale per una provincia come quella di Agrigento che conta 0 chilometri di autostrada? Stanziamo 1,2 miliardi per il ponte di Messina, nel frattempo se una merce deve viaggiare da Licata ad Agrigento perde 2 ore perché può trovare un ingorgo in qualsiasi momento. Allora vede, questo è il fallimento del governo regionale siciliano, perché le singole misure atomisticamente prese possono avere una valenza, ma quello che manca è un disegno. Io allora l'invito che le faccio è, Assessore, riscriva la finanziaria, riscrivete la legge finanziaria, perché se questa è l'anticipazione e il testo che ci avete presentato è quello che dovrebbe portare allo sviluppo della nostra regione, siamo veramente messi male. Grazie. Me ne sono accorto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Miccichè. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Assessore Falcone, intanto grazie, perché sono stato 5 anni Presidente dell'Assemblea, non ero riuscito col vecchio governo a fare un intervento per il credito di Burri. Mi è bastato dirlo a lei e all'Assessore ai beni culturali perché questo si potesse fare invece in questa legislatura, per cui di questo vi devo ringraziare entrambi e spero che vengano ben usate, Assessore, queste risorse, perché sostengo già da tempo che quello è un posto che può ricevere 2 milioni di visitatori l'anno se viene in qualche maniera creato un posto di cultura vera. Oggi non ci si può arrivare, non c'è un ristorante, non c'è un bar, non c'è niente. Per cui come? Sì, non sono il solo ad averlo voluto, ovviamente. Poi, e quindi di questo assolutamente vi ringrazio ed è uno dei motivi per cui voterò convintamente questa manovra, ma mi dovete spiegare il fatto dei 300 milioni dei comuni, perché questo veramente non riesce a calarmi, non riesco a capirlo. Noi ci stiamo di fatto vergognando di dare i soldi ai comuni, si parla di marchette che stiamo dando ai vari comuni. Intanto io credo che quando i soldi vengono assegnati ai comuni che mettono in circolo denaro e che quindi, ricordatevi quando Keynes diceva che se non c'è modo diverso di spendere soldi facciamo una buca e la ricopriamo, perché comunque mettere in giro denaro e spendere denaro è l'unica maniera per salvare un territorio. Ma poi ormai lo sanno tutti che a questi comuni sono assegnate delle risorse, anche perché se no non si capirebbe come si potrebbe fare questa operazione. Ora, io ho un dubbio, Assessore Falcone, e lo dico sinceramente perché non riguarda lei, lo direi chiaramente anche se riguardasse lei, ma non riguarda lei. Io ho il terrore che questi quattrini assegnati ai vari assessorati, intanto sappiamo bene che negli assessorati
una busta per arrivare dal pianterreno al terzo piano ci mette 10 giorni, per cui prima che questi soldi materialmente vengano ricevuti dagli assessorati chissà quanto tempo ci vorrà. Dopodiché il giorno 30 di novembre scadono i tempi per le variazioni di bilancio dei comuni e i comuni non sapranno quanti soldi... Chiedo scusa. La ringrazio. Quindi il 30 novembre scadono i tempi per le variazioni di bilanci dei comuni. Se il comune non sa per legge quanto gli arriva, non è che può scrivere perché mi ha detto Micciche che prenderò 30.000 euro o perché me l'ha detto Falcone. Ci deve essere per legge, deve essere scritto, non può essere soltanto immaginato. E allora, come dire, la mia preoccupazione sinceramente qual è? E lo dico chiaramente, poi mi farò dare una mano dal mio amico Ismaele per chiamare le Iene nel momento in cui sarà necessario. Qual è la mia seria preoccupazione? Che questi soldi non vengano spesi per i comuni. Tant'è che non è un caso che stamattina mi hanno chiamato tutti i sindaci che teoricamente dovrebbero essere beneficiati da questa manovra. Presidente, non verranno spesi per i comuni. Questi sono soldi che prenderanno gli assessorati. Faranno passare 20 giorni prima ancora di mettere il primo bollo e già saremo a fine di novembre, quindi già i comuni non potranno fare le variazioni di bilancio. Poi potete stare sicuri che inventeranno 1000 storie, perché quel comune non ha 5.000 euro, ne doveva avere, ma non è riuscito a dimostrarlo, per cui gliene do 2, mentre quell'altro mi ha dimostrato che ne poteva spendere di più e gliene do di più. Oppure addirittura tanti non verranno spesi e gli assessorati li spenderanno, visto che i comuni non sono pronti, allora facciamolo per una spesa che dovevo fare io e di cui abbiamo già le carte pronte, per cui gli assessorati li utilizzeranno per i fatti loro, per le loro spese, per le loro esigenze. Allora io vorrei capire qual è una sola motivazione, Assessore, una sola, che rende logica questa iniziativa, quella di non mettere gli importi, di fare solo l'elenco dei comuni e non mettere gli importi e suggerire in maniera, diciamo, anche melmosa agli assessorati quanto ne deve avere uno e quanto ne deve avere un altro. Ma perché? Perché ci vergogniamo di dire che il comune di Bagheria, di Codrano, di Siracusa, che stanno prendendo dei soldi per fare il Natale? Ma non c'è cosa, nel momento in cui ci sono delle spese che non si riescono a fare e che obbligatoriamente bisogna fare entro il 31/12, ma viva Dio, facciamo pure sta buca che diceva Keynes, ricopriamolo se è necessario. Chiudo perché è finito il mio tempo. Però realmente, Assessore, è una manovra che, ripeto, voterò perché questa storia del credito di Burri, lei sa da quanto tempo ci tengo, quindi il fatto che sia passata non smetterò di ringraziare, spero, nella speranza che effettivamente vengano usati, però questa storia dei comuni, mi dovete credere, finirà male. Non riesco veramente a capire la motivazione giuridica, la motivazione ragionieristica per cui dobbiamo ammucciare i soldi che vanno dati a ogni singolo comune. Vi prego di spiegarmela, perché se non rischiamo di lasciare troppi dubbi nella testa della gente. Grazie onorevole Micciche, ci auguriamo nella prossima manovra di poter avere o più coraggio o probabilmente lo strumento migliore per poter garantire a tutti i comuni che sono in difficoltà o che devono realizzare qualcosa la migliore risposta da parte di questo Parlamento. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Galluzzo. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Onorevole Falcone, giustamente dopo aver preso tutti i plausi da parte dell'opposizione, mi sembra giusto che anche un parlamentare della maggioranza si alzi per poter dire a questo governo ancora una volta, così come dall'inizio della legislatura, che la strada intrapresa anche attraverso e soprattutto col dialogo con le opposizioni, che hanno sempre
prestato la loro grande attenzione nei confronti di un programma del centrodestra che sta muovendo, grazie anche alle basi preparate dal governo Musumeci e dove il governo Schifani ha saputo tracciare e continuare quelle orme già ben piantate sul territorio siciliano, che ha stabilito un cambio, un'inversione totalmente differente rispetto a quella che fu l'era, non voglio nominarlo, del presidente precedente. Una Sicilia che non vogliamo ricordare, e questa è la Sicilia che ci piace, di un Parlamento dove si respira effettivamente, grazie a lei, Assessore Falcone, un'area nuova, un'area diversa, dove tutti possono dire la propria e dove insieme possiamo programmare. Ed è proprio quell'intervento dell'onorevole De Luca che mi trova concorde. Proprio per la sua meritoria azione ritengo che il Presidente Schifani debba ritornare sui suoi passi, sull'affidamento, sulla programmazione, proprio perché chi dialoga così bene con tutto il Parlamento deve essere anche nelle condizioni di avere pienezza sulla programmazione, senza togliere nulla a nessuno, proprio perché sta dimostrando di portare avanti un meritorio lavoro. Quindi mi sembrava giusto riconoscere al nostro governo e al suo governo il proprio ruolo e riconoscere alle opposizioni la maturità che in questo momento stanno dimostrando. Grazie. Aspetta un secondo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Savarino. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Allora, Presidente, onorevole Assessore Falcone, colleghi, certamente ricorderete la tragedia che ha colpito il mio paese natale, Ravanusa, 2 anni fa, l'11 dicembre, e che ha visto morire anche dei miei concittadini e purtroppo sfollati tanti abitanti. In quell'occasione abbiamo votato all'unanimità in questa Assemblea un aiuto immediato per Ravanusa. Era prima 1 milione di euro al quale si è aggiunto un altro, quindi 2 milioni di euro che servivano per mettere nelle condizioni l'amministrazione di affrontare le spese più urgenti e dare una mano agli sfollati pagando l'affitto delle case che si erano trovate a un costo calmierato. È notizia purtroppo di questi giorni, quindi è un'emergenza che è venuta fuori all'improvviso. Mi è stata sollevata dal sindaco di Ravanusa che, andando alla protezione civile, dove si immaginava ci fosse ancora una capienza nel capitolo di circa 500.000 euro, quindi andando per avere rimborsato circa 180.000 euro per gli affitti degli sfollati, il capitolo invece è risultato incapiente. Il dottore Cocina dice che c'è stato probabilmente un errore nell'imputazione del capitolo. Comunque, fatto sta che al momento c'è da onorare un debito nei confronti di questi sfollati di circa 180.000 euro. Assessore Falcone, capisco che magari adesso in queste variazioni di bilancio e con la fase compulsata che c'è stata ci possono essere delle difficoltà. Io le chiedo però in quest'Aula l'impegno a onorare questo debito nei confronti degli sfollati, per cui questa Assemblea si era già impegnata e quindi, se non è possibile in questo collegato farlo in finanziaria, ma insomma questi 200.000 euro che coprirebbero questi costi dobbiamo assolutamente trovarli. Grazie. Grazie onorevole Savarino. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Grasso. C'è l'onorevole Grasso? No. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera. Prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Intervengo per annunciare, Assessore Falcone, che a fine seduta le anticipo che io e il collega Nuccio Di Paola riproporremo il selfie. Ci faremo un bel selfie e volendo potremmo anche aggregare l'assessore Scarpinato e l'assessore Amata. Con questa operazione probabilmente Schifani domani vi rimuove l'incarico. Perché? Perché io credo che, alla luce di quello che è successo qualche giorno fa in Commissione Bilancio, va spiegato, perché qualcuno ha voluto strumentalizzare anche un selfie, dimenticandosi che gli atti politici, caro Assessore Falcone, non si esprimono con i selfie ma con i voti all'interno delle commissioni. E io ribadisco
il perché alla fine di quella seduta noi abbiamo voluto e abbiamo deciso di rimanere fino a fine seduta. Uno, perché il nostro lavoro, il lavoro che ha fatto l'opposizione, sicuramente è stato qualificante rispetto al testo. Noi non condividiamo, infatti esprimeremo per quanto ci riguarda un voto negativo alcune cose di questa manovra, legittimità, non condividiamo quello che pubblicamente abbiamo detto, diverse marchette che abbiamo definito così, ma questo non toglie il fatto che noi pubblicamente abbiamo potuto esprimere apprezzamento nell'essere stati ascoltati rispetto a quello che in qualche modo avevamo chiesto, non di avere qualcosa in più, ma di avere semplicemente riconosciuto un'attività di legittimazione politica a questa opposizione. E quindi se questo porta al risultato definitivo e qualcuno ha pensato di voler strumentalizzare dei selfie, noi ricordiamo ai colleghi qua in aula, ma soprattutto agli amici della stampa che ci seguono da casa, che abbiamo votato un secco no e che a prescindere dalla nostra presenza o meno in Commissione Bilancio, voi essendo 7 potevate fare quello che volevate. Non abbiamo mantenuto nessun numero legale perché, a onor del vero, bisogna fare politica. Io sono l'ultimo dei moicani qua in quest'Aula a poter dare lezioni di politica perché ancora devo imparare tantissimo, ma fino a prova contraria il mio leader Cateno De Luca qualche lezione ancora me la sta dando e quindi inevitabilmente mi ha pure spiegato che a prescindere dalla nostra presenza o meno, comunque voi avreste voluto fare quello che volevate in Commissione Bilancio. Ora io le annuncio che noi ci rifaremo questo selfie, però a questo punto, come dire, allargo e chiedo agli altri gruppi di voler partecipare, visto che qualcuno forse in qualche modo, come dire, in quel selfie poteva anche venire, perché alla fine della fiera, al di là del selfie, cari amici, quello che contano sono i fatti, e cioè che noi continueremo a denunciare sempre e comunque le cose che non ci piacciono in questa finanziaria. L'abbiamo detto pubblicamente, io l'ho detto pubblicamente e lo continuerò a dire. Noi non ci piace tante cose di questa finanziaria, infatti ribadiremo col nostro voto, ma a prescindere da tutto nessuno ci può togliere il legittimo sacrosanto diritto di comunque riconoscere che in quella sera siamo stati ascoltati. Certo, comunque a prescindere da noi potete fare quello che volete perché siete maggioranza e vi assumerete la responsabilità davanti ai siciliani e a questo ovviamente Parlamento, ma noi ribadiamo che alcune posizioni sono assolutamente distanti dal nostro modo di fare politica e di vedere. Il modo in cui sono stati spesi questi soldi, a mio modesto avviso, sono soldi che potevano essere spesi per emergenze maggiori. Io ribadisco, a differenza di qualche collega che magari qualche emendamento che ha pubblicato non si sente la possibilità di poterlo raccontare, io li racconto i miei emendamenti perché sono emendamenti che hanno a cuore della mia situazione e sono specifiche. 150.000 euro per la missione Speranza e Carità di Biagio Conte, io li do e ribadisco perché è un'attività che per quanto mi riguarda è sopra ogni tipo di sospetto. Chi ha fatto altro poi alla fine rendiconterà ai cittadini di quello che ha fatto altro. Io per quanto mi riguarda in quell'emendamento non ho inserito marchette e quindi chi ha inserito marchette abbia il coraggio di dire pubblicamente non marchette, anche punti di vista di fare politica, ognuno decide come fare la propria politica, lo dica pubblicamente, venendo allo scoperto. E questa è la sfida che, devo dire, onor del vero, ha accettato soltanto l'onorevole La Roccaruvolo, che mi ha risposto pubblicamente: io ho messo i miei soldi per comprare uno scuolabus elettrico per la mia scuola, e lì mi ha spiazzato. Effettivamente non ho potuto più dire nulla, per dire che cosa, e concludo, che la politica non si fa con i selfie ma si fa con gli atti, e dicendo pubblicamente in quest'Aula cosa noi pensiamo, le dico che ribadisco che comunque voteremo no, ma alla fine col collega Di Paola verremo a fare un selfie, coinvolgeremo anche gli altri assessori, così evidentemente il buon Renato Schifani ci ha fatto sapere che domani vi dà il ben servito e vi caccia dalla Giunta. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Paola, prego onorevole. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Presidente, dico, secondo me in questa manovra di variazione che stiamo portando avanti in Aula, e a cui all'assessore Falcone sono state riconosciute doti da grande ragioniere, secondo me l'assessore Falcone ha un merito ulteriore durante questa sessione. Il merito dell'assessore Falcone è quello che ha permesso in questi giorni di unire le opposizioni. Io sono convinto che in questi giorni
che abbiamo trascorso in Commissione Bilancio e in Aula, grazie anche all'assessore Falcone, le opposizioni, e quindi Movimento 5 Stelle, Sud Chiama Nord e Partito Democratico, hanno iniziato, non che non c'era prima, dico, ma in questi giorni si è consolidata ancora di più, e io di questo le do merito, Assessore, e sono pronto insieme ai colleghi di opposizione a fare un ulteriore selfie o foto assieme all'assessore Falcone. È riuscito a compattare le opposizioni che hanno, sia in Commissione Bilancio che prima dell'Aula, insieme anche alla sintesi che ha fatto il Presidente dell'Assemblea, glielo riconosco, Presidente Calvagno, si è riusciti a fare un testo nel più breve tempo possibile, perché ricordiamo che questi fondi devono essere impegnati entro pochi giorni, probabilmente avremo 10-15 giorni. Due cose voglio far notare all'interno di questo documento, al netto degli interventi localistici che ci possono essere e a cui ogni deputato dà il proprio contributo in base anche al mandato che gli hanno dato gli elettori. Sono due le norme però che mi preoccupano e a cui secondo me dovremmo poi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane fare attenzione. La prima riguarda, e già Cateno De Luca lo ha detto nel suo intervento, riguarda l'acquisto del fondo FIRPS, perché noi colleghi non stiamo acquistando gli immobili ma stiamo entrando nel fondo e quindi il fondo diventa pubblico con 70 milioni di euro e io lo ricordo che questo fondo è stato creato col governo Cuffaro e anche a mio modo di vedere fondamentalmente la Regione Siciliana in tutta questa finanza creativa, perché ricordo che oltre al fondo FIRPS è stata creata pure la società SPI per quanto riguarda il censimento immobiliare, lì abbiamo perso più di 100 milioni di euro e il censimento immobiliare non è stato creato. E oltre a questo io ricordo, colleghi, che al fondo FIRPS, quindi il fondo che gestisce, che ha gli immobili della Regione, è collegata un'azienda al momento privata, un'azienda privata che gestirà la manutenzione degli immobili per i prossimi 3 anni. Allora, Presidente, Assemblea, colleghi, noi su questo dovremmo accendere i riflettori in maniera importante perché stiamo spendendo ulteriori 70 milioni di euro per riprenderci questo fondo, per renderlo pubblico, però in questo momento le manutenzioni saranno gestite, a meno che non ci sarà poi l'intervento da parte del governo regionale, da parte di questo fondo che diventerà pubblico, le manutenzioni, a nostro modo di vedere, devono ritornare pubbliche e non possono essere gestite da un'azienda privata. Altra cosa importante, Presidente, è la norma che va ad abrogare un articolo fatto nel documento finanziario di luglio e che riguarda l'impiantistica sui rifiuti. Noi a luglio del 2023 abbiamo inserito una norma, forse che poi questa norma è stata probabilmente ingarbugliata dal passaggio in Commissione, poi in Aula, perché man mano è stata emendata e sicuramente quella norma ha bloccato e blocca tuttora alcuni impianti sul riciclo dei rifiuti che sono sicuramente utili per la nostra Regione. E anche in un recente convegno di Legambiente è stato riconosciuto appunto che quella norma probabilmente deve essere migliorata. Però abrogarla totalmente, Presidente, a me preoccupa e preoccupa sicuramente il mio gruppo. Io auspico che in Commissione Ambiente si faccia un percorso da qui alle prossime settimane per far sì che impianti come quelli i cosiddetti termoutilizzatori, inceneritori o discariche o impianti comunque per il trattamento di rifiuti speciali possono essere realizzati oltre i 5 chilometri del centro abitato. E io auspico che la Commissione Ambiente, e su questo abbiamo dibattuto col Presidente e con i componenti della Commissione Ambiente, perché ritornare nuovamente indietro
rispetto a quello che si era fatto a luglio, perché a luglio, Presidente, non si voleva sicuramente fare una norma per bloccare gli impianti della gestione dei rifiuti green, ma si voleva mettere un freno a tutte quelle aziende che magari volevano speculare sui cittadini per realizzare impianti che poi trattano rifiuti speciali o altri rifiuti a ridosso dei centri abitati. Noi questo non ce lo possiamo permettere e quindi io sono convinto che il Governo, insieme all'azione che farà la Commissione Ambiente, nelle prossime settimane e magari prima della finanziaria riusciamo a costruire un testo in accordo pure col Dipartimento Energia per mettere un freno a chi vuole speculare sulla pelle dei siciliani. Grazie Presidente. Grazie onorevole Di Paola. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lantieri. Non c'è. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro. Prego onorevole. Grazie Presidente. Dopo un po' di ore e qualche giornata dalla scorsa settimana siamo in aula per votare questo collegato ter, qualcuno lo chiama variazione di bilancio, io lo definisco da parte del Governo forse una finanziaria, perché quella che dovremmo affrontare nella legge di stabilità, ho visto che l'assessore Falcone un po' di milioni di euro li ha inseriti in questo testo. È chiaro, assessore Falcone, che ci sono delle norme per cui noi, anche ad esempio sugli ASU, che sono portati a 36 ore, per noi come gruppo parlamentare del Partito Democratico è un tema importante, però è pur vero che nella legge di stabilità noi che chiedevamo anche la stabilizzazione di questi ASU non ne vediamo traccia. È reale quello che dice il collega Di Paola che mi ha preceduto e lo abbiamo anche disquisito in Commissione Bilancio, che non ci convince quello che la Regione ha fatto prima di acquistare, poi di vendere, poi di riacquistare e comunque c'è un importo di 70 milioni di euro, l'abbiamo detto proprio in Commissione Bilancio ed è proprio su questo, Presidente Galvagno, che voglio parlare, dato che i miei colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato del selfie e hanno parlato anche ringraziando l'assessore Falcone di unire le opposizioni. E io dico ai miei colleghi, al primo del selfie, io dico una cosa che è importante, noi al selfie non partecipiamo e dico che magari se volete vi potete fare la foto dal fotografo, ma noi non partecipiamo. Al mio collega Di Paola dell'opposizione dico che non è l'assessore Falcone che ha avuto la capacità di unire noi, ma è il buonsenso delle opposizioni che in queste giornate hanno ritenuto e creduto che per la continuità di un lavoro che abbiamo iniziato ed intrapreso nei mesi passati e dobbiamo portare avanti, la responsabilità ci dice che non ci dobbiamo unire, ma ci dobbiamo unire, diciamo, noi e non farci unire da altri per la comunione di intenti e di quello che noi diciamo a questo governo regionale che ad oggi non ha prodotto un benché. E allora questo sono i principi fondamentali. E lo dico perché, Presidente Galvagno, lo dico perché vorrei ripercorrere per pochissimi minuti, anche se è stato discusso, quello che è accaduto in Commissione Bilancio, dove noi in quella commissione, se l'assessore Falcone mi ascolta, perché assessore sono i giornali che hanno parlato di noi, della nostra lite, delle nostre telefonate, è chiaro che noi abbiamo come gruppo parlamentare del Partito Democratico, non perché eravate 7, ma abbiamo ritenuto di andare via da quella commissione perché nel pomeriggio alle 6 vi abbiamo chiesto di interrompere la Commissione Bilancio perché quello che vedevamo non era assolutamente edificante per poterlo fare arrivare in aula. Io non voglio dare definizioni,
Io voglio dire soltanto che abbiamo forse fatto un errore a non immaginare di poter procedere, perché quello che era stato stabilito in conferenza dei capigruppo noi lo abbiamo continuato a dire come gruppo parlamentare, che era sul metodo. Le norme di carattere ordinamentali noi l'avevamo chiesto che non fossero inserite in quel testo e lo avevamo deciso in conferenza dei capigruppo. Poi, dopo, abbiamo saputo che c'era una norma, che era l'articolo 4, che era lontana rispetto a quello che il gruppo parlamentare del Partito Democratico immaginava di potersi ritrovare all'interno di quel documento finanziario con quella interpretazione. E lo abbiamo anche ribadito ieri. Abbiamo detto che non condividevamo, non perché qualcuno si vergogna di poter fare arrivare nei territori la possibilità di un fondo, di un aiuto, ma non abbiamo condiviso il metodo con il quale quelle somme sono state determinate, perché quello è un metodo che a noi non ci appartiene ed è stato quello per cui noi ieri tutta la giornata abbiamo voluto, nel senso di responsabilità che in quest'anno ci ha contraddistinto come gruppo, interloquire con il governo nel dire cerchiamo di trovare una soluzione. E io ringrazio oggi la sensibilità del Presidente dell'Assemblea, perché è l'interlocutore che noi parlamentari e deputati abbiamo, e io l'ho ribadito ai giornali, l'ho ribadito a chi ovviamente del governo ha parlato, perché noi siamo dentro un'aula e dentro l'aula si costruiscono quello che sono i miglioramenti alle finanziarie. Il governo li presenta, ma l'aula li vota, e il ruolo dei parlamentari, maggioranza o opposizione che sia, non può essere un ruolo che veda il parlamentare all'esterno essere identificato come il parlamentare di una, due o tre marchette. Noi non ci stiamo ed è per questo motivo che abbiamo contrastato questo tipo di metodo. Presidente, io la ringrazio per la sua sensibilità ieri per cercare di trovare una formula e soluzione, e ho visto che nel nuovo stralcio abbiamo determinato che molte di quelle interventi vanno a finire in un fondo, e quello per noi è motivo anche di, come dire, di un qualcosa che si ottiene anche per dare un senso a questo Parlamento nell'esterno, e io la ringrazio per questa sensibilità. Però ritengo anche, Presidente, che questo governo regionale, dovendo affrontare, e lo dico ai miei colleghi parlamentari, lo dico anche ai miei colleghi anche di opposizione, la finanziaria, dobbiamo avere un grande ed enorme senso di responsabilità, intervenendo su temi che sono edificanti ed importanti per la Sicilia, e ne mettiamo uno al primo posto, che si chiama diritto alla salute. Questo per noi sarà un faro importante, Assessore Falcone, della finanziaria, perché mi auguro che quello che sto vedendo in questa nuova presentazione della finanziaria che voi come governo avete prodotto, o è stata una dimenticanza o una mia mancanza nel leggere attentamente, considerando le giornate abbastanza convulse, mi sembra che il diritto alla salute venga non molto attenzionato da questi articoli presenti. Grazie. Grazie onorevole Catanzaro. L'onorevole Lantieri, prego onorevole. Grazie Presidente, grazie Assessore, grazie colleghi. Presidente, io purtroppo devo parlare sempre dello stesso argomento, che è il reddito minimo di inserimento, adesso cantieri di servizio.
Io nella vecchia legislatura avevo preparato già la legge che era quasi pronta, poi purtroppo le dimissioni del Presidente Musumeci non hanno consentito di portarla a termine. Ho riproposto il disegno di legge che già è stato valutato in prima commissione e deve andare in commissione bilancio. Sono dei lavoratori che hanno iniziato questo lavoro con un progetto sperimentale fatto dal Ministero e poi sospese le somme dal Ministero è stato adottato, possiamo dire questa parola, da parte dell'Assemblea regionale per far sì che questi lavoratori non rimanessero a casa. Questi lavoratori da più di 20 anni che non vengono riconosciuti, Assessore Falcone, mi rivolgo a lei perché penso alla sua sensibilità su questo argomento, non sono lavoratori riconosciuti perché viene fatto un progetto, che sono i cantieri di servizio, viene fatto un progetto, viene presentato all'assessorato al lavoro, viene approvato e poi loro iniziano la propria attività lavorativa. Nel periodo del mio percorso come assessore ho garantito dei diritti che non venivano riconosciuti, che erano la malattia e le ferie. Poi abbiamo fatto l'aumento ISTAT, anche questo governo è stato sensibile, però adesso Assessore io chiedo, la legge è pronta, le somme ci sono, che questi lavoratori vengano riconosciuti, anche perché sono diventati indispensabili nei comuni. Perché cosa fanno questi lavoratori nei comuni? Fanno la manutenzione e la pulizia, poi c'è qualcuno qualificato ma in proporzione sono pochissimi, perciò mantengono quello che è il decoro delle nostre comunità. Perciò sono lavoratori che devono essere riconosciuti da parte della Regione. Ci deve essere un'interlocuzione con lo Stato per far capire che non è che andiamo a stabilizzare persone che non hanno un diritto, perché non hanno un contratto di lavoro, cioè la legge potrebbe essere impugnata per questo. Noi dobbiamo far capire l'utilità di questi lavoratori, aumentare le ore perché percepiscono uno stipendio di 300 euro al mese. Capite, nemmeno con reddito di cittadinanza, che le persone stavano a casa e lo percepivano. Non sono contro il reddito di cittadinanza assolutissimamente, però per far capire che con reddito di cittadinanza si stava a casa e percepivano un reddito, questi lavorano presso i comuni, dando il loro contributo, ripeto, per mantenere dignità nei nostri comuni. Perciò Assessore, io chiedo, non l'abbiamo potuto inserire in questo collegato, o di riproporre immediatamente di portare in aula la legge che è pronta con la copertura, oppure di inserirlo nella finanziaria. Conoscendo la sua sensibilità, io sono convinta che questa volta portiamo a termine questa famosa legge. Grazie al Presidente, grazie all'Assessore. Grazie onorevole Lantieri. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ardizzone. Prego onorevole. Grazie Presidente. Assessore Falcone. Assessore, mi scusi se la disturbo, ma sono costretta a riproporle un tema che ho già riproposto in finanziaria 2023 e ripresentato durante la seduta della Commissione Bilancio giovedì, ovvero quella dei trasferimenti regionali agli enti locali per il pagamento delle rette dei centri antiviolenza e case rifugio. Lei mi aveva detto che ci saremmo rivisti martedì e ne avremmo parlato. Purtroppo mi dispiace appurare che tra gli emendamenti del governo fuori sacco non c'è nulla che si riferisca all'integrazione delle somme di cui necessitano gli enti locali, perché ad oggi i dati del Dipartimento ci dicono che su uno stanziamento della finanziaria di 1,5 milioni la richiesta è maggiore di circa 3 milioni. Ora io dico, magari non li integriamo di 3, li integriamo di 2, ma su un documento di assestamento di bilancio di tale portata io non credo che il governo abbia difficoltà nell'individuare 2 milioni. E lo dico perché, Assessore, tra 10 giorni noi ricorderemo la giornata internazionale sulla violenza delle donne. E mi pare imbarazzante poi doverci mettere la medaglietta al petto dicendo che facciamo di tutto e che attiveremo tutte le politiche possibili per evitare che queste vicende accadano ancora e che
questa problematica continui. Ritengo che con questo tipo di trasferimento agli enti locali avremmo potuto dimostrare in questo documento finanziario che questo governo riesce anche a intervenire su problematiche importanti che hanno anche delle conseguenze sugli assetti sociali, ma evidentemente non è così e questo mi dispiace. E Assessore, so già che mi dirà che in finanziaria 2024 interverrete su questo argomento, ma sono le stesse parole che io ho sentito in finanziaria 2023 quando poi lo stanziamento è stato irrisorio, tanto che copre neanche il 30% di quelle che sono le spese attualmente degli enti locali. Quindi ne prendo atto. Grazie. Grazie onorevole Ardizzone. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ciminnisi. Prego onorevole. Non c'è l'onorevole Ciminnisi. Allora ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Pasquale. Non c'è al momento l'onorevole Di Pasquale. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci. Grazie Presidente. No, semplicemente per chiedere un piccolo intervento all'assessore Falcone sulla norma cosiddetta stracciabollo, che è stata una norma che ha prodotto dei risultati notevoli sia per le casse siciliane, ma soprattutto perché è intervenuta in un momento storico, socio-economico davvero difficile per le famiglie e per i siciliani, che magari probabilmente non hanno una casa, ma sicuramente hanno un'auto. Per cui io chiedo all'assessore Falcone di intervenire sull'articolo 15,7 della legge 9 dello scorso luglio che prorogava il termine al 31 ottobre. Le chiedo semplicemente di spostare il termine al 31 dicembre, così daremo la possibilità a tantissimi siciliani di potersi mettere in regola con la tassa automobilistica. Grazie. Per cui presento un emendamento e se posso chiedo di essere apprezzato. Grazie onorevole Schillaci. Oppure lo fa proprio il governo. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Pasquale. Sì, no, non ho detto che fosse assente, ho detto che probabilmente ero un secondo a parlare fuori con qualcuno. Prego onorevole Di Pasquale. Lì la disturbano, meglio che parla dal podio. Signor Presidente, Assessore, colleghi parlamentari, è vero, le opposizioni hanno svolto un ruolo costruttivo, lo abbiamo fatto permettendo a quest'Aula di approvare tutto l'articolato fatto da 25 articoli in un'ora, dove non era presente neanche l'assessore al bilancio. Ce lo dico oggi, non l'abbiamo detto quando abbiamo fatto quell'Aula, non perché noi abbiamo rinunciato o non siamo in grado di svolgere un ruolo di minoranza, di opposizione, l'abbiamo fatto scientificamente, l'abbiamo fatto perché ad un mese dal 31 dicembre, perché per chi ci ascolta da casa queste somme devono essere impegnate entro il 31 dicembre, arrivando non prestissimo, era necessario un atteggiamento responsabile da parte delle minoranze e noi l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto in maniera consapevole e con impegno. Certo, era una manovra che quando è arrivata era una manovra di 50 milioni di euro su per giù, come voi ricordate. Purtroppo questa manovra, no purtroppo, per fortuna, questa manovra poi in commissione arrivò a lievitare, ad aumentare le risorse da 50 milioni di euro, poi sono arrivate a circa 600 milioni di euro. Oggi noi approviamo, voi approvate, voi lo approverete, noi voteremo in maniera contraria, voi approvate una manovra di 600 milioni di euro. Quindi intanto un dato che è chiaro,
questa regione i soldi ce li ha. Cioè voi state portando avanti delle scelte legittime, scelte politiche, che per 600 milioni di euro, che noi ovviamente ne condividiamo in parte, già qualcuno lo ha detto prima di me, ci sono cose che sono condivisibili, ci sono cose che per noi sono assolutamente non condivisibili. Cioè, in un momento come il nostro, prendere 70 milioni di euro e utilizzarli per la partecipazione al fondo, per noi legittimo, ha un significato, per noi inopportuno, perché noi riteniamo che priorità rispetto a quello ce ne sono tantissime. Cioè, 70 milioni di euro potevamo dare una risposta a coloro che aspettano i danni in agricoltura e purtroppo queste risorse non sono arrivate. Mi permetto di dire che già in Emilia-Romagna sono arrivate le prime risorse, perché noi facciamo le declaratorie dello stato di calamità per i danni subiti e non portiamo una lira. Una lira da Roma non la portiamo. Importante, pensate che solo in provincia di Ragusa 100 milioni di euro ci sono state l'ultimo ciclone, dove eravamo tutti là a portare conforto ai nostri agricoltori. Stato di calamità, ad oggi una lira non è arrivata. Potevamo dare una piccola risposta con queste risorse? Secondo noi sì, aveva priorità. I laboratori d'analisi, 15 milioni di euro, questa era una cosa che potevamo fare in variazione di bilancio. Perché? Perché riguardava le liquidazioni del 2023. Non dare le risorse per i laboratori d'analisi li metterà in condizione di bloccarsi con le liste d'attesa, che si deve fare le analisi, non lo potrà fare in convenzione e dovrà farle mettendo le risorse. Ma potrei continuare. Priorità ce n'erano veramente tante, secondo noi. È stata fatta una scelta, l'importante è che ognuno si assume la responsabilità politica di quello che fa, però non potete, potrei aggiungere, l'ha detto già qualcuno prima, il caro voli, tantissimi interventi che potevano, alcuni interventi che potevano farsi. Quindi nel merito, noi siamo ovviamente contrari, fermo restando che vi abbiamo messo in condizione di volare, ma non perché qualcuno è intervenuto prima dando merito. Io ringrazio chi dalla maggioranza ha riconosciuto questo atteggiamento costruttivo all'opposizione, dicendo sono cambiate le cose, paventando che il problema era Crocetta. Non funziona più, l'alibi di Crocetta ve lo dovete dimenticare, perché Crocetta ha governato 7 anni fa, poi dopodiché siamo andati all'opposizione e poi c'è stato il governo Musumeci. Il confronto, voi lo dimenticate, pensate che ora c'è Schifani e che prima c'era Crocetta. No, prima di Schifani c'era Musumeci. Chi aveva rotto il dialogo con le opposizioni fu proprio Musumeci, fu proprio quel governo dove era impossibile pensare alle cose che oggi ci sono e come si muove l'Aula. Allora era impossibile. Oggi sì, sto intervenendo, quindi gradisco l'attenzione del Presidente. Oggi questo atteggiamento è cambiato e noi in maniera responsabile, costruttiva e seria, fermo restando le nostre posizioni, lo registriamo. E lo stiamo facendo anche oggi. E se si è perso tempo non è stato per un'azione ostruzionistica, potevamo farla, potevamo portarvi fino alla fine di novembre, potevamo farlo attraverso strategia d'Aula, in commissione e i lavori della scorsa volta. Siamo stati veramente seri, abbiamo svolto un ruolo, stiamo svolgendo un ruolo di opposizione costruttiva, fermo restando però. Ma ve la fate una cortesia, nel tempo che finisco l'intervento lo potete lasciare in pace il Presidente. Quindi questo, perché ci tengo alla sua attenzione, Presidente? Perché l'unica persona veramente che mi l'ha fatto il mio capogruppo, che ringrazio,
per come ha gestito i lavori insieme ai componenti della Commissione, a Fabio Venezia e ad Antonello Cracolici, ovviamente con tutta la Commissione, perché dico, a prescindere ci sono state, diciamocelo, noi abbiamo messo una pezza su tante cose, però il lavoro è stato fatto e c'è una Commissione che fa la sua parte, di questo riconosciamo sempre il lavoro degli altri. Però una cosa io ci tengo a ringraziare, il ringraziamento al Presidente. Perché il ringraziamento al Presidente? Che non è formale, cioè, è proprio un ringraziamento sentito, perché il Presidente ha ripristinato le regole, perché il problema per il Partito Democratico non era le mancette, le non mance, assolutamente, era un problema di metodo che riguardava l'emendamento delle incompatibilità che noi, il Partito Democratico, si è assunto la responsabilità di dire questo non va ammesso, questo va stralciato, e l'abbiamo fatto nella stanza del Presidente dell'Assemblea, alla presenza dell'assessore Falcone, e dove noi ci siamo assunti la responsabilità, di ottenere lo stralcio di questo emendamento. Chi si permette di dire, e poi la cosa assurda è possibilmente chi è che l'ha voluto questo emendamento e chi è che l'ha formato, di dire che questo emendamento è stato stralciato per altre o per altre forze politiche, lo dico e lo ribadisco, dice sciocchezze. E siccome dobbiamo avere un'onestà intellettuale chiara tra di noi, perché non dobbiamo, noi certe volte dimentichiamo che siamo parlamentari, e dobbiamo avere sempre la statura di parlamentari. E quando avvengono i processi, se no, Presidente, le cose che noi ci diciamo non hanno significato e non hanno valore, perché noi davanti a questo stralcio ci siamo assunti la responsabilità politica di chiederlo e di sostenerlo. Quindi le cose, per una questione di come si dice, di onestà intellettuale, vanno dette come stanno. E a lei riconosciamo di essere stato arbitro delle regole, cioè arbitro sulle regole che ci eravamo dati nella conferenza dei capigruppo e che ci siamo dati anche negli incontri che ci sono stati successivi. Però dobbiamo essere seri, cioè non siamo veramente ragazzini all'asilo, dobbiamo essere seri e dobbiamo dire le cose per come stanno, perché abbiamo 4 anni di stare insieme e ci dobbiamo saper stare. Grazie onorevole Di Pasquale. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pace. Prego onorevole. Prima che intervenga l'onorevole Pace, c'è un emendamento da parte dell'onorevole Campo che è semplicemente un refuso, se non ho capito male, perché determinate risorse sono state inserite all'interno dell'altro articolo, corretto onorevole Campo? Quindi noi lo distribuiamo e controllate serenamente che è così come ha spiegato prima l'onorevole Campo. Grazie Presidente. Il mio intervento vorrebbe servire per registrare una serenità d'Aula, e questo credo che sia grande merito del senso di responsabilità delle opposizioni o comunque dell'opposizione, visto che è stata unificata. Ma devo ammettere che questa ritrovata serenità penso che sia soprattutto merito del Presidente dell'Assemblea Galvagno, che in queste giornate non so quante ore ha passato non soltanto in Torre Pisana ma nelle varie stanze del Parlamento per far sì di arrivare a questo momento, in un momento così importante per i siciliani, con un Parlamento nella distinzione dei ruoli ma comunque coeso. Quindi complimenti Presidente Galvagno e veramente grazie.
Ed è giusto dare il merito anche al governo della Regione, perché ha accettato, ha condiviso un programma di condivisione fra maggioranza, governo e soprattutto opposizione per arrivare a questo grandissimo risultato. Nessuno lo dice nei giornali, i giornali molto spesso si affaticano a mettere in evidenza altro e ora ci arrivo. Però questo governo, questa maggioranza, già dai primi di novembre ha approvato in giunta di governo il DDL di stabilità e a ricordo di memoria, seppur io sono un deputato novello, non ricordo che la legge di stabilità fosse stata approvata nel mese di novembre da almeno 15 anni, quindi indipendentemente se i governi precedenti erano di destra, di centro o di sinistra. Quindi veramente un plauso al governo Schifani, agli assessori e uno per tutti, giustamente è giusto ribadirlo, all'onorevole Falcone. L'onorevole Savarino poco fa ha fatto riferimento agli sfollati, onorevole Falcone, di Ravanusa. È qualcosa secondo me che non appartiene soltanto alla città di Ravanusa, che non appartiene alla provincia di Agrigento, perché è stata una vicenda che ha sconvolto tutta la Sicilia. Mi auguro che, qualora non fosse possibile nel collegato della finanziaria che approviamo oggi, di trovare un ristoro economico per la città di Ravanusa e per gli sfollati immediatamente nella finanziaria. Così come mi auguro che subito dopo i nostri interventi il governo, per bocca dell'assessore Falcone, possa chiarire una volta per tutte la vicenda degli ASU. Nessuno lo dice. I lavoratori ASU però per 30 anni sono stati dimenticati da tutti i governi, compresi quelli di centrodestra. Hanno avuto per 30 anni soltanto 607 euro al mese. Da pochi mesi, grazie a un lavoro tra maggioranza, opposizione e governo, percepiscono un'indennità degna, perché abbiamo fatto dei provvedimenti per portarli a 36 ore. Falcone, onorevole Falcone, tutto il Parlamento le chiede, visto che nel DDL stabilità sono state riprogrammate le somme per l'integrazione oraria a 36 ore, ma ho sentito gli interventi sia della maggioranza che dell'opposizione e vogliono un impegno solenne, lo chiedo anche io, affinché nell'iter della Commissione Bilancio e poi dei lavori d'Aula la parola stabilizzazione possa diventare realtà per questi 3.700 nostri concittadini e per le loro famiglie. Qualcuno poco fa parlava di Marchetta. Io di Marchetta ne conosco solo una, che è un'amica di partito, che abbiamo avuto il privilegio di averla inserita nel listino prima e poi proposta come deputato segretario. E ieri abbiamo fatto una conferenza stampa, lo voglio dire in aula. Se il governo Meloni va a bussare in Europa per richiedere fondi per l'Italia, tutti noi diciamo che fa il suo dovere ed è brava. E quando il governo Schifani va a Roma per richiedere soldi per la Sicilia e quindi per il suo territorio che amministra, diciamo che è bravo, anzi lo critichiamo quando non lo fa. Quando invece i parlamentari portano nell'istanza del Parlamento e del Governo le richieste dei territori che rappresentano, diventano mance, diventano marchette. Presidente Galvagno, ieri abbiamo perso una giornata proficua perché volevamo nascondere quello che di nascondere non c'è. Cosa c'è di male nel dire che il Parlamento siciliano ha proposto circa 20 milioni di euro per i comuni siciliani, che saranno soldi che non andranno nelle tasche dei parlamentari, ma che andranno nei contenitori, nel conto corrente dei comuni, che saranno subito investiti. Io non me ne vergogno
La vergogna è quando uno ruba, ma quando uno fa dei provvedimenti per i comuni di riferimento e fa delle scelte politiche, perché nell'ambito delle risorse è chiaro che la coperta diventa corta. Se diamo un contributo a un comune non lo possiamo dare a un altro. Noi parlamentari siamo chiamati a fare delle scelte politiche. Le nostre scelte per salvaguardare i territori più deboli non debbono essere una vergogna e soprattutto non sono né mance e nemmeno marchette. Onorevole Falcone, noi della Democrazia Cristiana anche oggi siamo presenti. Siamo stati presenti in commissioni, siamo stati presenti nella conferenza dei capigruppo e non mi risulta che ci siano stati partiti che abbiano imposto il ritiro di un articolo relativamente all'interpretazione autentica, come viene ribattezzato, salva ineleggibili. Nella conferenza dei capigruppo, Presidente Galvagno, si è pregato di correggermi, ricordo che è stato proprio Fratelli d'Italia a proporre il ritiro di questo articolo ed è giusto testimoniarlo nelle sedi opportune. E siccome vogliamo essere sempre leali e coerenti, caro onorevole Falcone, questo lo chiedo a lei, e questo lo chiedo a lei, onorevole Falcone, così come siamo leali e coerenti con la presenza, anche con la mia testimonianza di verità di quello che è successo ieri nella conferenza dei capigruppo, anche noi della Democrazia Cristiana molto spesso siamo solleticati dall'istinto di essere coerenti e leali in Parlamento e poi andare nei territori e organizzare manifestazioni o fomentare la folla. Noi siccome siamo seri e coerenti, noi siamo coerenti in Parlamento e coerenti anche nel territorio, sapendo che la nostra coerenza nei confronti del governo molto spesso diventa impopolarità, ma da coerenti, seri e leali ci accolliamo anche questa impopolarità. Chiediamo semplicemente la lealtà che profondiamo, che ci venga anche riconosciuta e ricambiata. Grazie. Per essere chiari, una precisazione su due temi. Uno, sul discorso dell'interpretazione autentica, era un ordinamentale. Essendo un ordinamentale non condiviso, non concordato nella capigruppo, si è deciso di stralciare questo genere di ordinamentale che è stato segnalato da più forze politiche. Quindi io ringrazio tutti coloro i quali si sono adoperati affinché si mantenesse la capigruppo come stella polare per il nostro proseguo in questi anni all'Assemblea regionale siciliana. Onorevole Pace, noi abbiamo non nascosto, se no sembrerebbe che si passasse un messaggio sbagliato. Abbiamo modificato il testo così come condiviso con i capigruppo tanto di maggioranza quanto di opposizione e cercheremo certamente di migliorare lo strumento legislativo per poter dare le risposte più corrette e più veloci possibile ai comuni. Non è vergogna, secondo me, in una norma quale la variazione di bilancio, dove ci sono degli interventi che si devono fare a strettissimo giro e si devono impegnare le risorse in neanche un mese, creare degli interventi di natura speciale e dare risposte ai comuni. Che poi si possa migliorare, questa è cosa assolutamente assodata e ci adopereremo affinché nel corso di questa legislatura potremo trovare il migliore strumento possibile per poter dare risposte a tutti i comuni. Lombardo ha chiesto di intervenire. Giuseppe. Prego, onorevole Lombardo. Ci sono gli ultimi 5 interventi. Conclude ad ora l'onorevole Castiglione e chiuso la lista per gli interventi. Onorevole Presidente, Governo, colleghi, io desideravo l'attenzione di 5 minuti esatti, Assessore Falcone, se me li può dedicare. Non me ne voglia il collega, perché io non le devo fare i complimenti perché già l'hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto, però
per dire che lei è bravo veramente, io le voglio assegnare un compito, Assessore, e le voglio assegnare un compito delicato sulla prossima finanziaria. Colleghi, per favore. Presidente, non riesco a intervenire. Chiedo 2 minuti, dei minuti di attenzione per l'onorevole Lombardo, così come è stato per gli altri colleghi. No, perché questo è un argomento che riguarda tutti. E riguarda tutti perché sulla finanziaria, che già voi avete approvato, Assessore, ma sarà sicuramente oggetto di ulteriore approfondimento, c'è una tematica fondamentale. Qualche giorno fa, ed esattamente il 7 novembre, è stato fatto il DDG per il rimborso, in questo caso definito contributo, e lei ha partecipato anche alla Giunta dove è stato determinato il criterio come assegnare questo contributo ai comuni, per gli extra costi dei trasferimenti e lo smaltimento dei rifiuti all'estero. Assessore, finalmente si sa quanto costerà l'anno, perché il periodo che viene coperto di questo trasferimento fuori regione è esattamente 53 milioni, anzi esattamente le dico 54 milioni e 698 mila euro, con quelli che aveva stanziato il governo Musumeci, del quale lei faceva parte, cioè 45 milioni, si è riusciti soltanto a dare l'83% per dare la possibilità di coprire con quello che c'era stanziato. Ora io le dico, Assessore, e mi dispiace che non c'è l'assessore Di Mauro, assessorato di competenza, lei lo sa in questo momento dove vanno i rifiuti che non si riescono a smaltire in Sicilia? Non vanno solo in Olanda. Io qua, Assessore, appena finisco le consegno l'elenco. Noi, oltre a girare 5-6 regioni in Italia, fra Pordenone, Roma, Brescia, Bergamo, Venezia, Frosinone, Caserta, Avellino, Salerno, Catanzaro, Agrigento, Brescia, noi andiamo a finire, caro Assessore e cari colleghi, io capisco che ai colleghi della maggioranza il problema non importa, perché tanto loro il problema l'hanno risolto con i poteri speciali che il governo ha dato a Schifani per la realizzazione dei termoutilizzatori, e noi da qua a un mese abbiamo risolto il problema. Noi fuori dall'Italia in questo momento andiamo in 3 siti diversi in Danimarca, in 2 siti diversi in Olanda e andiamo a finire fino in Finlandia, Assessore. E lo sa qual è il problema? Il problema essenziale è che noi o nella prossima finanziaria troviamo questi 60 milioni annui da dare ai comuni come copertura degli extra costi, se no altrimenti vuol dire che i comuni per i prossimi anni dovranno incrementare ancora di più la Tari del 10, del 15, del 20% e i cittadini non sapranno che la colpa è del governo, perché poi l'aumento della Tari la fa l'amministrazione comunale, la fa il Consiglio comunale approvando il piano finanziario, quindi loro non sapranno mai, i cittadini, che è stato il governo che non ha dato risposta. E allora su una manovra finanziaria che ancora è all'inizio del percorso, trovare 60 milioni di euro penso che non sia improbabile, Assessore Falcone, e trovare il modo anche di ripartirli equamente, perché non è giusto che città come Catania, per esempio, che non fanno la raccolta differenziata adeguatamente, riescono ad arrivare fino a 16 milioni di rimborso, che proporzionalmente rispetto a una città come Messina, che ha sfiorato il 60% di raccolta differenziata, che ne prende circa 7 milioni, non c'è parità garantita. E allora, Assessore Falcone, io vado a concludere con un altro argomento fondamentale, perché tanto i colleghi che mi hanno preceduto hanno già fatto gli interventi sulla manovra che andiamo ad approvare, o che il governo e la maggioranza andrà ad approvare. C'è un argomento che riguarda la manutenzione, è l'articolo 1, se non ricordo male, del Gov1, la manutenzione della rete delle centraline di rilevamento dei dati meteorologici. Noi stiamo stanziando altri, non noi, il governo,
sta stanziando altri 370 milioni per arrivare alla 370.000 euro per arrivare alla fine dell'anno per la manutenzione di una rete di circa 600 stazioni che non serve a nulla, assessore Falcone. Così come è impostato il sistema, così come è sistemato il sistema di gestione dei dati, se non si investe poche centinaia di migliaia di euro per fare finalmente in Sicilia, e questo glielo dico anche all'assessore Pagana che è qua presente, per fare finalmente in Sicilia quello che hanno tutte le altre regioni d'Italia, cioè quello di fare un servizio meteorologico che possa leggere ed elaborare i dati in tempo reale. Assessore Falcone, voi state dando altri 370.000 euro per completare l'anno su un finanziamento del PO Ferse per la gestione di 600 centraline, ma senza farne nulla alla fine. È dall'inizio della legislatura che insisto su questo argomento. Investiamo qualche centinaia di migliaia di euro invece, assessore Pagana, su quello che è il servizio meteorologico, che è necessario per poter elaborare questi dati, altrimenti sono soldi soltanto per garantire la società che fa la manutenzione, non servono ad altro. Grazie onorevole Lombardo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sciotto. Non c'è? Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Ah, scusi, onorevole Sciotto, mi perdoni. Ha chiesto di intervenire prima l'onorevole Sciotto, certo. Non l'avevo visto. Sì, Presidente, grazie. Diciamo che siamo non soddisfatti dell'andamento dello stralcio e del percorso che abbiamo fatto in quest'Aula. In realtà non ci ha convinto il metodo, non ci ha convinto la forma, non ci ha convinto la sostanza. Però rivendichiamo, come anche altri colleghi hanno fatto in precedenza, rivendichiamo il merito di essere stati un'opposizione costruttiva, che non abbiamo fatto ricorso all'ostruzionismo, a quello che ci consentiva di poter fare il regolamento legittimamente, ma non l'abbiamo fatto perché siamo la stampella del governo, ma siamo qui invece per tutelare gli interessi dei siciliani e pensiamo di farlo nel modo migliore, tutelando anche la possibilità di salvaguardare questi fondi che andrebbero spesi entro il 31 dicembre del 2023 o quantomeno impegnati. Eppure qualcosa di buono abbiamo trovato nello stralcio. Per esempio la trimestralità che viene pagata ai comuni ogni anno in anticipo e quest'anno per la prima volta nella storia, assessore Falcone, viene pagata nel corrente anno la quarta annualità. Sono aspetti che sembrano tecnici, ma in realtà chi amministra un comune sa bene che spesso ciò impedisce addirittura il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti comunali o comunque dei disservizi. Avere finalmente realizzato questo è merito senz'altro dell'assessore Falcone, così come del nostro leader Cateno De Luca, che in Commissione Bilancio ha sempre insistito in questo emendamento. Così come apprezziamo tantissimo l'attenzione che è mutata, è vero, nei confronti degli ASU. Questo è il primo anno in cui finalmente hanno potuto, fra virgolette, lavorare 36 ore e quindi hanno lavorato di più, hanno incassato di più, hanno avuto più dignità anche da un punto di vista soprattutto economico. Chiaramente non ci basta, non basta a noi, non può bastare a voi, non può bastare a nessuno. Come l'altra volta l'assessore Falcone diceva, poi queste sono le iniziative di cui il governo può fregiarsi. Ecco, a noi non ci interessa essere coloro i quali sono stati bravissimi o vi hanno costretto, forzato o convinto. Siamo benissimo e molto contenti di potervi dare i meriti, ma i meriti li vorremmo fino alla fine, vorremmo che su questa storia degli ASU finalmente il 2024 sia l'anno della chiusura, di una stabilizzazione seria, perché non è una mancia, non è un regalo, è il riconoscimento dei diritti di tanti lavoratori e soprattutto è consentire ai comuni di poter lavorare ancora più egregiamente, in modo più efficace, perché se i comuni lavorano bene danno migliori servizi ai cittadini.
Cos'altro ci è piaciuto? Ci è piaciuto per esempio il contributo sull'abbattimento agli interessi sui mutui, perché quello è un intervento serio che è indiscriminato, nel senso che non è finalizzato a una, come dire, non ha nome e cognomi, ha proprio la tutela delle famiglie, soprattutto di quelle disagiate. E questo è un merito che diamo a voi e che ci assumiamo anche noi, cioè ci prendiamo anche noi in quanto siamo stati partecipi di questo percorso. Però, Assessore, io le chiedo la cortesia di spiegarmi per quale motivo la stessa attenzione non la riserva a un altro settore importante. Io parlo, come vede, di cose sono, fra virgolette, molto tecniche, perché ho la fortuna, la gioia di essere sindaco da 16 anni, ho vinto 4 elezioni e credo di conoscere bene le dinamiche in un comune. Ecco. Cosa stiamo cercando di fare ora per IASU? Nel passato c'è stata una lotta continua sugli ex articolisti, poi ex contrattisti, che sono stati stabilizzati a 24 ore. Ora, è possibile che noi, il governo, il Parlamento, dobbiamo considerare questi dipendenti come dipendenti di seconda categoria? Come dipendenti scarsi? E non è così, perché questi non possono essere considerati ancora dipendenti a 24 ore. Occorre che il governo investa nella prossima finanziaria, Assessore Falcone, faccia anche questo. E questa cosa di aumentare e dare un'integrazione, l'estensione del loro contratto di lavoro fino a 36 ore, guardi quante cose ottime porterà. Porterà innanzitutto migliori dipendenti in più al comune, perché ogni 3 integrazioni è un dipendente in più che il comune assume, sono 12 ore in più. Consente di avere più servizi ai cittadini, consente di dare dignità alle famiglie e consente finalmente di rendere questi lavoratori contenti di quello che meritano da 20 anni. Questa è una delle problematiche che accenno e che vorrei fossero applicate, così come chiaramente la stabilizzazione degli ASU credo sia ormai improcrastinabile. Ma poi altre 2 cose, se il Presidente mi consente, volevo accennare. Assessore Falcone, 2 minuti solo, le prego di questa cortesia. Nella scorsa finanziaria avevamo approvato una norma che avevamo ritenuto storica, perché era il primo segnale importante che veniva dato ai comuni dell'area della Valle del Mela, che sono aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Poi quella norma venne dichiarata sostanzialmente incostituzionale, ma noi come gruppo, come Parlamento, le chiediamo che questo primo passo sia improcrastinabile. Occorre di nuovo investire per la prima volta su questi territori, perché fino a quando non verranno dette che invece le situazioni sono cambiate, la situazione sarà sempre gravissima. Così come infine dico che ci vorrebbe uno scatto di coraggio da parte dell'Assemblea regionale anche nel ipotizzare e lavorare in quello che è il finanziamento dello svincolo di Monforte. Monforte è un paesino prima di Milazzo. Lo svincolo autostradale di Milazzo ormai è diventato soltanto una arteria del parco della zona commerciale. Ho finito. Sarebbe necessario, anche in vista di quelle che saranno le prospettive sull'autorità portuale, che venga finanziato questo svincolo. Ci appelliamo a lei affinché abbia il coraggio, soprattutto negli ex contrattisti, nell'area ad elevato rischio ambientale e nello svincolo, il coraggio di cambiare le cose, e le daremo il merito come gliel'abbiamo sempre dato, glielo daranno i cittadini e i siciliani. Grazie. Grazie onorevole Sciotto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Prego onorevole. Ce lo faccio. Grazie Presidente, buongiorno Governo, colleghi siciliani. Presidente, questa manovra arriva all'ultimo momento utile e questo è un piccolo rimprovero che mi sento di muovere al Governo, perché non solo ci costringe e costringe le opposizioni anche ad assumere un atteggiamento più che responsabile per evitare che l'intera manovra, che ha assunto un valore economico importante per la nostra regione, vada a buon fine nei tempi utili, perché lo ricordo a me stesso, ma ci è stato ricordato continuamente, ci sono poche settimane per spendere questi soldi e il rischio che molti di essi vadano in economia è concreto ed è reale
ma è anche responsabilità degli assessori che adesso dovranno far lavorare in maniera solerte, precisa, chirurgica i propri dipartimenti e i dirigenti, perché poi parliamoci chiaro, c'è un'attività amministrativa una volta che la legge va in Gazzetta Ufficiale, che se non vengono emessi i decreti e le determine e le delibere che poi queste norme necessitano, rimane solo inchiostro sprecato e tante parole gettate al vento. Questa manovra ha avuto un iter travagliato, si è discusso molto anche del valore dei singoli interventi. Io non sono solito entrare nel merito di questo tipo di interventi, perché poi ogni deputato ha facoltà, glielo consente la legge, di decidere dove destinare, dove proporre di destinare delle risorse, poi le commissioni di merito, la bilancio e l'Aula deliberano se procedere in tal senso e accogliere quel pensiero o meno. Però vede, Presidente Calvagno, Assessore Falcone e Presidente della Commissione onorevole Daidone, quello che io credo che sia importante definire per il futuro e che forse in parte è mancato in questa occasione sono le regole di ingaggio, perché una volta che in conferenza capigruppo andiamo a definire quali sono le regole, poi diventa una responsabilità politica di ogni partito mantenere gli impegni assunti affinché poi non ci si trovi anche nell'imbarazzo di dover cassare questa o quella norma. Durante la sera della Commissione Bilancio l'ottimo lavoro fatto dalle opposizioni ha evitato che nel testo confluissero persino, che è anche un abominio giuridico, delle norme che stanziavano fondi in favore di alcune società a responsabilità limitata. Ma voi ve lo immaginate se a bilancio si dava un testo in cui ci sono i soldi che vanno all'SRL? È evidente che non è possibile. E questo poi diventa anche probabilmente il frutto di disattenzione che segue al dover lavorare di fretta e in furia, perché se non approvi poi lo strumento finanziario nel tempo minimamente utile poi a realizzarlo, diventa anche inutile averlo esitato. E allora probabilmente, oltre a una necessità, e questa è la responsabilità del Governo, di arrivare prima in Aula e poi di seguire l'iter amministrativo, c'è anche probabilmente un dialogo da affrontare in maniera diversa con il Governo, perché se la capigruppo si dà la regola che nel testo non devono entrare emendamenti ordinamentali, Presidente Calvagno, io questo gliel'ho detto in seno a un colloquio privato, ma oggi voglio dirlo in Aula. Se la regola che ci diamo è che non devono entrare ordinamentali, gli ordinamentali non devono né arrivare dall'Aula, ma in quel testo non devono arrivare neanche dal Governo, perché se no si verifica una sproporzione, una posizione dominante tra chi invia il documento in cui ci infila tutti gli ordinamentali che vuole, magari anche suggeriti dal partito di provenienza, e poi il Parlamento a sua volta, per accordo della capigruppo, non più può inserire gli ordinamentali perché ci siamo dati la regola. Regola che io ho rispettato, il mio gruppo ha rispettato, ho posto all'assessore Falcone per esempio il tema della necessità di concedere una proroga ai laboratori di analisi almeno fino al 30 giugno 2024 per quanto riguarda l'ingresso in rete o in consorzio, perché ancora l'assessorato sanità non ha neppure emesso i decreti con cui stabilisce come si entra e si definisce l'ingresso in rete, e quindi c'è questa necessità. Mi è stato detto lo facciamo in finanziaria. Ho detto è giusto farlo in finanziaria perché ci siamo dati delle regole, però quelle regole dobbiamo rispettare, motivo per il quale in sede di capigruppo avevo chiesto lo stralcio della norma che dispone l'abrogazione del limite dei 3 chilometri dei centri abitati per gli impianti che trattano rifiuti. Purtroppo la richiesta del Movimento 5 Stelle è rimasta isolata, nel senso che da questo punto di vista nessun partito ha inteso prendere posizione ufficiale in capigruppo.
C'è però l'impegno, c'è stato l'impegno da parte del governo e della Capigruppo a consentire, se si trova e si riesce a costruire insieme al Presidente Carta, alla Commissione Quarta e ai gruppi parlamentari, e di questo mi farò anche insieme al mio gruppo e ai miei colleghi di Quarta Commissione promotore, se si riesce insieme all'assessorato e tutti i partiti a trovare una formulazione che consenta di distinguere un impianto green da un impianto che invece inquina o emette emissioni d'origine, se riusciamo a distinguere chi lavora il cartone da chi lavora l'amianto, se riusciamo a comprendere che c'è una differenza tra un impianto che già è stato finanziato, che ha un iter autorizzativo avviato, e un impianto che ancora deve essere immaginato, già adesso probabilmente si sarebbe potuto evitare di gettare alle ortiche una norma che questo stesso Parlamento aveva ritenuto meritevole di approvazione. Allora probabilmente però, per scegliere la via più semplice, la via più veloce, la via più immediata, il governo da questo punto di vista si è impuntato sul non recedere da questa norma. Però per il futuro, Presidente Galvagno, le chiedo sin d'ora che, se la linea è che nel testo non ci devono essere ordinamentali, gli ordinamentali non ci devono essere né nel testo che viene posto all'esame dell'Aula e né deve provenire dall'Aula, perché diversamente noi stiamo affermando il principio che il governo può mettere gli ordinamentali e il Parlamento no, all'interno di un testo che poi deve approvare il Parlamento, e questo è rinunciare alla nostra funzione. E poi mi avvio alla conclusione. Assessore Falcone, io ho visto già la bozza della finanziaria. Voi l'unica cosa che prevedete in tema di sanità è di dare 15 milioni, una roba del genere, alle aziende ospedaliere per alcune questioni di bilancio. Il vostro governo si è espresso anche fin troppo in favore di interventi che vedono la sanità privata sostituirsi a quella pubblica. E questo è un tema che io mi auguro che il Parlamento si decida ad affrontare in maniera seria, perché anche lì o le regole di ingaggio della sanità pubblica cambiano o la avviamo al collasso. Però noi non possiamo fare un ragionamento in questa manovra in cui diciamo impegniamo tutta una serie, che questo ci ha detto il governo, impegniamo tutta una serie di risorse in questa manovra per avere degli spazi più ampi in finanziaria che ci consentono poi realmente di programmare determinate azioni, e poi una volta che noi abbiamo creato le condizioni per una volta per lavorare bene in finanziaria, poi in finanziaria trascuriamo determinati ambiti e in particolar modo la sanità pubblica. E allora, siccome io non ho fatto meno di cogliere l'invito del Presidente Schifani su questa finanziaria ad avviare un dialogo con le opposizioni, che questo dialogo sia pubblico, che ci si confronti pubblicamente su quelli che sono i temi principali della Regione Siciliana che intendiamo affrontare in finanziaria. Ultimo appunto, gli ASU e i contrattisti, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che esistono anche i contrattisti. In questa finanziaria, dove abbiamo immaginato un maggior numero, una maggiore importanza delle risorse, dobbiamo decidere cosa vogliamo fare con gli ASU e con i contrattisti, perché ancora abbiamo migliaia di contrattisti a 20 ore, abbiamo migliaia di ASU che non conoscono quale sarà il loro futuro, e questo è esattamente, Presidente, Assessore Falcone, il momento in cui possiamo affrontare trasversalmente questi argomenti. Grazie Presidente. Grazie onorevole, ha chiesto di intervenire l'onorevole Spada, prego onorevole. Sono gli ultimi due interventi oltre quello di Spada, Castiglione e Assensi. Onorevoli colleghi, ci apprestiamo ad approvare 600 milioni di euro di variazione che
che consentiranno di fare tutta una serie di iniziative, di far approvare tutta una serie di norme che però nei fatti mi chiedo quanto vengano percepite dalle famiglie siciliane. Assessore Falcone, le chiedo, rispetto all'intervento che sto per fare, di prestare un minimo di attenzione, perché l'auspicio è che nella prossima manovra, nella prossima finanziaria, ci possa essere spazio sulla programmazione, perché di programmazione oggi dobbiamo parlare. Abbiamo rincorso e stiamo continuando a rincorrere i problemi che quotidianamente affrontano le famiglie siciliane e anche gli uffici regionali. In questa finanziaria di 600 milioni di euro ben poco è stato previsto direttamente alle famiglie. Quindi l'auspicio è che nella prossima finanziaria si possa tenere conto di tutte quelle che sono le problematiche che interessano anche un mondo che è quello dei giovani, che purtroppo non viene mai menzionato e che purtroppo non viene affrontato in maniera adeguata. E quando parlo di problematiche connesse ai giovani, parlo dell'assenza di infrastrutture che possano consentire ai giovani studenti universitari di avere un alloggio adeguato, parlo dell'assenza di mobilità tra le città e le università che possano consentire ai giovani siciliani di potersi spostare tra una città e l'altra o tra una città ed un'università nell'assenza degli immobili da destinare loro come residenze universitarie. E quando parlo di giovani parlo anche, e mi dispiace essere ripetitivo, parlo anche di caro voli. Assessore Aricò, io ieri l'avevo invitata ad attenzionare la proposta che ho trasformato in un ordine del giorno che è stato depositato e che spero venga approvato da tutta l'Aula, perché ritengo che in questi mesi il suo impegno è stato costante ed è stato anche apprezzato da parte anche delle opposizioni. Ma se il suo impegno deve trasformarsi in concretezza, soprattutto in prossimità di queste festività natalizie, Assessore, io capisco che per fare una programmazione seria non possiamo guardare al problema del domani come le festività natalizie, ma noi ci appresteremo, e scusate onorevoli colleghi, vi chiedo un attimo di silenzio e di attenzione su questi temi che sto ponendo. Io le chiedo di affrontare la questione del caro voli, perché ritengo che l'avviso che è stato fatto concretamente non riesce a risolvere il problema che tanti siciliani oggi e tante famiglie siciliane stanno affrontando rispetto al costo esorbitante che dopo la conferenza stampa e dopo i nostri anche comunicati è ulteriormente aumentato, perché in questi giorni sostanzialmente il costo per spostarsi da Roma o da Milano e venire qui in Sicilia è passato dalle 500 euro di qualche settimana fa alle 600 euro di oggi, andrà sempre peggio. Quindi la proposta che faccio io è quello di dedicare queste risorse ad un comparto specifico, ad una categoria specifica di persone. Questa categoria specifica di persone sono i giovani, quindi coloro i quali arrivano fino ai 35 anni, che studiano, lavorano fuori, e all'interno di questa categoria rientrano anche i giovani insegnanti, per destinare loro un contributo diretto attraverso l'istituzione di un fondo del 50% del costo del biglietto. Io capisco le sue difficoltà anche dal punto di vista economico, perché lei mi può dire bello, ma servono le risorse, e siccome abbiamo stanziato in questa variazione diversi milioni di euro che molto probabilmente da qui al 31 non potranno essere spesi, perché abbiamo destinato sul fondo, per esempio, per compensare l'extracosto dei mutui 50 milioni di euro che spero vengano impiegate complessivamente tutti entro il 31/12, e quindi l'augurio è che si riesca a destinare una parte di queste risorse, anche 10 milioni di euro, per dare una risposta immediata rispetto a queste vacanze natalizie, perché io ritengo che l'importanza di questa festività non possa venire meno tra le famiglie siciliane. Avrei voluto aggiungere
altri elementi. Capisco che il tempo è finito. Mi preme però sottolineare un altro aspetto che è stato argomento di discussione di quest'Aula, e parlo dei rifiuti. Noi in Commissione abbiamo discusso più e più volte quell'emendamento che oggi sta per essere abrogato, perché ritenevamo che, così per come era stato formulato, rischiava di bloccare tutta l'impiantistica in Sicilia, e di fatto è stato proprio così. Abbiamo proposto al Governo di discutere insieme una norma che potesse tenere conto sia di quelle che sono le esigenze dei privati che riciclano e che fanno impianti green e che fanno impianti che oggi servono alla nostra Sicilia, perché oggi noi non possiamo demonizzare tutto quello che è il comparto dei rifiuti. Noi oggi dobbiamo dare delle chiare risposte ai siciliani e anche ai comuni che oggi si trovano ad affrontare dei costi esorbitanti per il conferimento di questi rifiuti in discariche fuori dalla nostra regione. Allora l'invito che faccio è quello di iniziare una discussione seria in quarta commissione, coinvolgendo tutti gli attori che sono presenti all'interno della nostra regione, come Legambiente e come tutti anche i portatori di interesse, e mettere finalmente una parola fine rispetto a questo tema tanto discusso, ma che ancora oggi non siamo riusciti a risolvere. Grazie. Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Castiglione e infine l'onorevole Assensi. Si mette accanto, onorevole Castiglione. Ok. Grazie Presidente. Credo che la mia è una dichiarazione di voto da parte del gruppo dell'MPA Popolare Autonomisti. Noi siamo favorevoli. Assessore Falcone, io le chiedo, Assessore Falcone, un minuto esatto. Credo che sia giusto perché il nostro gruppo si è impegnato tanto e tra l'altro noi ne siamo abbastanza fieri degli emendamenti che abbiamo fatto, perché noi abbiamo adottato delle misure concrete nei confronti del territorio e dei cittadini, quindi tutti gli emendamenti che sono stati fatti e che verranno approvati sono per il territorio. Chiedo Assessore, a lei e a tutti gli altri assessori e anche a lei Presidente che i decreti e le determine di lavorare nel più breve tempo possibile, perché ascoltavo anche i miei colleghi, entro il 31 dicembre si devono spendere o perlomeno già hanno bisogno di farlo. E devo dire che nell'arco di questa mattina mi hanno chiamato diversi sindaci, diversi assessori perché avete votato, l'avete approvato e quindi noi abbiamo l'esigenza di approvarla per i territori e per i siciliani. Presidente, io credo che questa manovra, ora a breve ci sarà la legge di stabilità, ma quello che noi stiamo approvando e che noi siamo favorevoli come gruppo Popolare Autonomisti è anche perché, lo dobbiamo dire ai cittadini e ai siciliani, quello che sta accadendo. Noi abbiamo stanziato, e il Governo ha stanziato, dei fondi per l'IFRIS, per l'abbattimento dell'incaro degli interessi sui mutui della prima casa, circa 50 milioni di euro, e questo è giusto che lo diciamo. E devo dire che anche da parte dell'opposizione tutta c'è stato un buon lavoro, perché l'impegno non è solo di alcuni deputati di maggioranza, ma da tutta l'Aula, da tutta la Commissione. Quindi il selfie non se lo può fare Assessore Falcone solo con 2 deputati, ma se lo deve fare con tutta l'Aula. Dico, per carità, e quindi non lo faremo neanche noi, se non c'è l'Aula non lo faremo noi. Presidente, ecco. Ci sono i soldi per l'ASU, per l'integrazione degli ASU, ci sono i soldi, la piena proprietà dei fondi regionali per quanto riguarda gli immobili, e ricordo a me stesso che c'erano dei fitti passivi che fino ad oggi la Regione pagava. Quindi noi, il nostro voto da parte del gruppo sarà favorevole. Però Assessore Falcone, mi dispiace, vedo l'assessore Messina, però dico mancano altri assessori e soprattutto il Presidente Schifani. Assessore, lei è catanese nel senso della provincia come me. Noi dovremmo sollevare il problema dell'aeroporto di Catania, perché c'è qualcosa che non va, Assessore Falcone, perché tutto tace e ci sono delle cose in cui ancora, siccome la Regione
ha nominato anche un membro da parte del Consiglio di amministrazione. Noi vogliamo vedere chiaro, perlomeno io personalmente. Quindi su questo, Presidente Galvagno, a breve ci saranno interrogazioni, chiederò anche ai Presidenti delle Commissioni di parlare dell'aeroporto di Catania, perché ancora mi sembra tutto che tace. Grazie, quindi il voto, noi siamo presenti come Gruppo Popolare Autonomisti e il nostro voto sarà favorevole. Grazie onorevole Castiglione. C'è l'ultimo intervento da parte dell'onorevole Assenza. Prego onorevole. Grazie Presidente. Arriviamo oggi alla conclusione di un iter che perdura ormai da mesi. Un collegato stralcio che si è attardato nelle aule parlamentari e delle commissioni per settimane e che poi alla fine si è trasformato, secondo me, in maniera più che opportuna, in una vera e propria manovra quasi di variazione di bilancio, di assestamento. Questo perché? Perché nel frattempo l'azione risanatrice dei bilanci intrapresa dal governo precedente e proseguita con grande solerzia e capacità da questo governo, in particolare dall'assessorato al bilancio, ha dato i suoi frutti e quindi ci siamo trovati nella possibilità di disporre di risorse che fino a qualche tempo fa apparivano solo illusorie. E quindi la necessità di utilizzare queste risorse al più presto e possibilmente entro il 31 dicembre. Da qui i capisaldi di questa manovra che io mi permetto di riassumere in 4 punti, poi sono tanti i tasselli della manovra, ma io credo che le caratteristiche essenziali si possono riassumere nel maggiore trasferimento di risorse in favore degli enti locali, nell'afflato di sensibilità per le categorie più deboli che stanno in questo momento soffrendo di più, che sono le famiglie medio non ricche, le famiglie del ceto medio e del ceto ancora che non riescono ad andare appresso all'aggravio dei mutui e degli interessi sui mutui, e quindi un intervento importante in questo senso. L'attenzione a una categoria di lavoratori che da decenni vivono in uno stato di assoluta precarietà e che attraverso questa manovra si avviano, io spero che ciò si possa concretizzare da qui a poco, ad un percorso lavorativo di maggiore serenità e di stabilizzazione, qual è quella degli ASU. Per non parlare poi di questa inversione di tendenza storica, per cui poniamo finalmente fine, o comunque cerchiamo di avviare un percorso che possa porre fine alla vergogna del pagamento annuo di decine di milioni per fitti di locali che un giorno erano nostri e dei quali in qualche maniera ancora oggi siamo comproprietari. Questi i capisaldi essenziali, ma tanti altri, con incremento di risorse per gli assessorati che hanno quindi la possibilità di venire incontro alle varie esigenze dei vari territori. Accaduta la possibilità concreta di incidere sui singoli territori positivamente, per iniziative particolari, per opere pubbliche particolari, per iniziative sociali particolari, per iniziative culturali e quant'altro particolari. E allora, cari colleghi, su questo dobbiamo smetterla di farci condizionare da un'opinione pubblica che è spesso deviata ed indirizzata malamente nel solito gioco facile del disprezzo del parlamentare. Non dobbiamo avere vergogna del nostro ruolo, dobbiamo rivendicare quello che è il nostro ruolo, quello di essere rappresentanti di una comunità che attraverso il voto, e su di questo dobbiamo essere orgogliosi perché noi possiamo ancora vantare il diritto di avere le persone che vanno in cabina e segnano oltre al partito e oltre al Presidente anche il tuo nome e cognome, e siamo qui tutti perché abbiamo dietro gli elettori che hanno scelto quella persona fisica, quel candidato rispetto ad altri, rispetto agli altri sistemi che invece sono
per carità, anch'essi una rappresentanza, ma una rappresentanza molto mediata. Sono più i delegati dei capi partito che non i rappresentanti del popolo. Detto questo, proprio per questo noi non dobbiamo vergognarci di rappresentare una comunità, un territorio, e rispetto a quella comunità e a quel territorio tutto ciò che di buono si può portare in termini di crescita, in termini di infrastrutturazione, in termini di opere pubbliche, in termini di socialità, noi dobbiamo essere orgogliosi, altro che vergognarci. Detto questo, io devo ringraziare tutti i colleghi, in particolare i colleghi della maggioranza, è chiaro, i colleghi del mio gruppo, i componenti della Commissione Bilancio, i componenti delle altre commissioni, perché con la loro presenza costante hanno permesso che questa manovra andasse avanti, che si arricchisse, che migliorasse. Devo ringraziare in particolare i colleghi che hanno, con grande senso di responsabilità, ha consentito che una norma che già era stata approvata, perché poi non dobbiamo invincerci, c'era una norma che era stata approvata in Commissione Bilancio e che faceva parte quindi del testo che era uscito da quella Commissione, che, dico, rispetto ad una norma già approvata, hanno responsabilmente detto, per non aumentare la conflittualità, la tensione, per facilitare il percorso di questa norma in aula, del complesso normativo di cui oggi discutiamo in aula, ha consentito che si stracciasse e che non se ne discutesse. Si discuterà in sede più opportuna, magari in una sede legislativa più consona alla tematica, quindi in prima e via dicendo, però è giusto riconoscere il loro grande senso di responsabilità al riguardo. Dopodiché, caro Presidente, nel momento in cui ci sono delle segnalazioni di singole problematiche e delle indicazioni di specifici interventi, e questi interventi vengono fatti propri dalla maggioranza dei colleghi o dall'unanimità dei colleghi in Commissione e poi in Aula, quell'intervento è patrimonio dell'intero Parlamento. Quindi io vorrei dire a tutti i colleghi che spesso anche istintivamente si lamentano per dire ma c'è stato un intervento di maggiore entità su quell'ente o su quel municipio rispetto ad altri, non è così. Gli interventi, nel momento in cui passano dalla Commissione e dall'Aula, sono patrimonio comune dell'Aula, sono patrimonio comune del Parlamento, sono interventi che, anche se divisi per settore o divisi per territori, sono patrimonio comune dell'Aula, quindi dobbiamo rivendicarlo come patrimonio comune di tutto il Parlamento, che nel momento in cui li approva, maggioranza e opposizione. Dopodiché ho già capito che i colleghi dell'opposizione, nei cui confronti noi abbiamo anche sperperato le lodi per il loro responsabile comportamento, per carità, che c'è stato e che è sotto gli occhi di tutti, dopo aver incassato tutto quello che c'era da incassare, oggi voteranno contro. Questo, permettetemi, questo è un po' ipocrita. È un atteggiamento un po' ipocrita, un po' farisaico, perché, ripeto, dopo che avete approvato, dopo che sono stati approvati tutti gli articoli, quasi all'unanimità credo, ne è stato bocciato uno solo a voto segreto, e quindi è una manovra che sostanzialmente è stata ritenuta positiva da parte dell'intero Parlamento, arrivare al voto finale per poi dire io la boccio, ognuno trae le conseguenze del suo comportamento e del suo voto. Magari forse un'astensione benevola sarebbe meno contraddittoria rispetto al percorso elettorale e di votazione seguito prima. Quindi io ringrazio il Governo per quello che ha fatto, ringrazio e senza infingimenti
le forze di maggioranza che con grande coerenza hanno sostenuto e appoggiato questo percorso governativo, e ringrazio anche, ripeto, tutte le forze di opposizione per il contributo che hanno dato fattivo a questo iter normativo, augurandomi magari in una loro benevola astensione rispetto che a un voto negativo che sarebbe in contraddizione col percorso precedente. Grazie onorevole Assenza. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Saverino. Grazie Presidente. Intervengo solo perché speravo di trovare in questa manovra la sensibilità verso un emendamento che è stato presentato da me insieme a tutto il gruppo parlamentare del Partito Democratico a sostegno degli orfani vittime di femminicidio. Abbiamo assistito a tantissime, purtroppo dico, a tantissimi casi anche qui nella nostra regione, e quindi credo che sarebbe stato importante dare un segnale di tutto il Parlamento siciliano, che prendesse a cura e prendesse soprattutto a cuore anche, Assessore Falcone, iniziative proprio a sostegno non solo della formazione e dell'istruzione di questi giovani, dei bambini e dei giovani orfani, ma anche a favore della loro introduzione sul mondo del lavoro. Quindi sarebbe stato, credo, un buon segnale che da questo Parlamento siciliano venisse fuori tale sensibilità, e mi dispiace non averla ritrovata in questa manovra. Grazie. Grazie onorevole. Allora passiamo alla votazione. Andiamo al Gov 1.1.1. Gov 1.1.1 che Ok. corregge un refuso al Gov 1. Allora, questo emendamento corregge un refuso al Gov 1. Mettiamo in votazione questo emendamento. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Passiamo. Me lo fai leggere per favore? Adesso andiamo al Gov 1.1. Assessore Messina voleva intervenire su questo? Sì, Presidente, era un piccolo refuso che abbiamo riscontrato nel Gov 1 al comma 23, in cui per errore era stato citato all'ultimo rigo comma 21 anziché comma 22. Va benissimo. Chiedo Ok. se si vuole rettificare, altrimenti chiaramente diventa incongruente. Grazie. Va bene, lo facciamo come? Come coordinamento formale 21-22, quindi, giusto? Ok, allora mettiamo in votazione l'emendamento Gov 1.1 con le tabelle annesse. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo al Gov 1.2, mi pare che sia ritirato. Governo, Assessore Falcone. Ho detto norme ordinamentali no. Benissimo, allora passiamo al Gov 1.3. Mettiamo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Passiamo al Gov 1.4. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Passiamo al Gov 1.5. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Adesso andiamo al... Ha chiesto di intervenire, Assessore? C'era, devo dire la verità, c'era qualche, dico, ma sempre mi Non permetto... si sente niente, deve parlare per favore. Presidente, mi permetto di dire che la collega Schillaci aveva presentato un emendamento che posticipa e proroga lo stracciabolli. Se l'Aula fosse d'accordo, poiché questa misura ci ha comportato un intenso, un significativo gettito, io sarei per poterla apprezzare, per poterla approvare. Tra l'altro mi permetto di dire che anziché spostare la data al 31/12/2023 la sposterei al 31/1/2024. Assessore, mi scusi, visto e considerato che comunque ritengo che sia apprezzata da tutta l'Aula, ma visto il percorso che sta seguendo molto fluido, se fosse possibile spostarlo in finanziaria, visto che sarebbe cosa
buona e giusta se l'onorevole è concorde, per evitare di ostacolare il percorso che mi sembra abbastanza agevole dei lavori d'Aula. Allora andiamo. Presidente, io ritengo che sia invece opportuno inserirla in questa mini finanziaria, in quanto il termine è ad ottobre 2023, quindi quello che chiediamo appunto era di posticiparlo fino a fine anno. Sarebbe assurdo non inserirla adesso. Quindi io insisto affinché venga inserita adesso, per l'anno 2023, quindi con il termine che concordo, va bene, gennaio 2024, quindi mi trova d'accordo l'assessore. Se c'è l'unanimità dell'Aula, così come ho detto per qualsiasi genere di emendamento, compreso IASO, quando abbiamo fatto diventare una legge a omnibus, dico, a me non ho difficoltà in tal senso. Se c'è un solo deputato che non è d'accordo, io purtroppo devo dare seguito rispetto alla questione. Se c'è unanimità dell'Aula, ci fermiamo per questo emendamento. Diversamente, chiedo, onorevole Catanzaro, prego, ormai ci siamo fermati per questo emendamento. No. Ok. E allora niente, sospendiamo per questo emendamento. Almeno ce la facciamo a fornire agli uffici l'emendamento oppure no? Ma ci fidiamo dell'emendamento? Lei, onorevole, ma gli uffici devono sapere quello che c'è scritto. Non c'è unanimità dell'Aula, c'è un deputato che non è d'accordo, la portiamo in finanziaria. Andiamo avanti. Gov.1. Così come emendato, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Adesso torniamo al fascicolo e all'articolo 26. Fammelo vedere prima il fascicolo. Ok, andiamo all'articolo 26, ci sono i soppressivi che sono inammissibili, pertanto c'è un emendamento. Tab 2 all'onorevole Di Paola, c'è un invito al ritiro perché la copertura... Tab 2 dell'onorevole Di Paola che lo invitiamo al ritiro, ritirato, benissimo. Andiamo all'emendamento del Governo. Annunciato ieri, tab.3. Tab.3 del Governo. Benissimo, parere della Commissione? Favorevole? Benissimo. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo al tab.4, sempre del Governo, parere della Commissione? Favorevole? Benissimo. Mettiamo in votazione il tab.4, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Passiamo al tab.5, sempre del Governo, chiediamo il parere della Commissione. Favorevole, grazie. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Possiamo votare l'articolo 26 come emendato. Possiamo votare l'articolo 26 così come emendato. Allora, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo all'articolo 27. C'è un emendamento. Tab 5, gli ASU. Non lo so, questo non lo so.
Articolo 27, c'è un emendamento, il 27.1, sull'entrata in vigore nello stesso giorno della pubblicazione della norma. Votiamo il 27.1, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Abbiamo votato l'articolo 27. C'è un 117 del governo tecnico sull'articolo 16. Ok, prima del voto finale c'è un emendamento all'articolo 16. 117 già caricato, la lettera E è soppressa. Ce l'hanno nei tablet i colleghi? Benissimo. Quindi votiamo il 117.1. Votiamo il 117.1, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Adesso possiamo votare direttamente gli ordini del giorno. 114 a 124, se il governo è d'accordo. Dal 114 al 124, onorevole Assessore Falcone, se lei è d'accordo li accoglie per raccomandazione. Dal 114 al 124, lo dica al microfono. Accolti come raccomandazione. Vabbè, li ha accolti, l'abbiamo capito. Possiamo dare il voto finale sul disegno di legge. Il voto finale sul disegno di legge. 21 anni. Voto finale, non abbiamo altro. Allora, diamo il voto finale al disegno di legge. Inserite, sì certo, inserite i tesserini. Se ci sono colleghi fuori, invito a entrare a votare. Benissimo, allora colleghi, sto mettendo in votazione, chiedo ai colleghi di prendere posto, inserire il tesserino. Votazione palese e nominale. Chi è favorevole al disegno di legge prema verde, chi è contrario rosso. La votazione è aperta. Perfetto, allora la votazione è conclusa, favorevoli 32, contrari 24, è approvata. Grazie a tutti i colleghi. Non sento. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera. Prima che voi andiate via, l'aula è aggiornata a martedì alle 15. Onorevole Di Paola o Lantieri? Onorevole Sì. Di Paola o Lantieri? Presidente, grazie. Assessore Falcone, solo per dirle, Assessore Falcone, riconosco un importante
Assessore. Assessore, un secondo di attenzione. Assessore, le avevo chiesto di inserire un ordinamentale fondamentale all'articolo 6, comma 3, per salvaguardare le graduatorie della Regione, di quelli che hanno fatto un concorso, hanno vinto questo concorso e grazie a questa ordinamentale noi risparmieremo milioni di euro della Regione, perché grazie al turnover si potrà prorogare queste graduatorie. Io le volevo riconoscere e prendere atto che questo ordinamentale proposto da me è passato e quindi questa è un'opportunità per risparmiare milioni di euro e dare onore al merito a chi ha vinto quelle graduatorie. Grazie Assessore. Grazie onorevole Lavardera. Onorevole Burtone, prego. Collega, la invito alla celerità, se è possibile. Sì, Presidente, devo intervenire su una questione che ha avuto una rilevanza notevole in alcuni quotidiani siciliani ed è la vicenda di Ambelia. Ambelia è una tenuta importante dove si sono esplicitati alcuni incontri sportivi di ippica negli anni scorsi. Ambelia è situata in un'area, in una zona che è quella che ha come riferimento Militello e Scordia. Militello è il comune che io amministro come sindaco e devo dire che sono rimasto particolarmente preoccupato dopo aver letto questo articolo, in particolare della Sicilia di Catania. In questo articolo si evidenzia che si sono fatti incontri importantissimi in quel territorio negli anni scorsi e anche per quest'anno era prevista un'attività sportiva agonistica di rilevanza anche fuori dall'ambito nazionale. Si parlava della Coppa degli Assi, della Fiera Internazionale del Cavallo, però a quanto pare su un confronto tra l'assessorato al turismo e l'assessorato all'agricoltura, le risorse, circa 200.000 euro, che l'assessorato all'agricoltura doveva riversare sull'assessorato al turismo, sono scomparse. Ora io non mi meraviglio di questo perché conosciamo le acrobazie dell'assessore all'agricoltura, però non mi convince, specie se leggendo nelle pieghe dell'articolo l'obiettivo pare sia quello di abbandonare quel centro sportivo che ha avuto investimenti rilevanti, parlo di circa 10 milioni di euro che sono stati spesi negli anni scorsi. Allora io mi permetto di dire che la soluzione che pare essere prospettata di spostare queste attività sportive da Ambelia alla Favorita non viene compresa, perché la Favorita a quanto pare non abbia avuto investimenti strutturali recentemente e quindi in alcune strutture pare sia anche fatiscente. Perché non continuare su Ambelia? C'è un problema politico? Ci sono diatribe tra assessori oppure ci sono interessi ancora più profondi? Si parla di una società che si è costituita e che ha chiesto lo spostamento da Ambelia alla Favorita. Quello che mi permetto di dire, signor Presidente, è che è immorale che un governo di centrodestra, quello uscente, abbia speso 10 milioni di euro e ora quello successivo, sempre con la stessa colorazione politica, li voglia perdere, deteriorare. Noi non permetteremo tutto ciò. Io ho chiesto con una missiva al Presidente della Regione, all'assessore al turismo, all'assessore all'agricoltura, l'assessore al turismo è ancora qua, quindi sta sentendo, spero. Abbiamo chiesto un incontro perché vorremmo che si facesse qualcosa che possa permettere di evitare questo dispendio di risorse, perché è immorale, e lo ripeto, immorale che 10 milioni di euro vengano spesi e poi distrutti. Io vedo qua l'assessore al turismo che però pare non abbia sentito quello che io stia dicendo. Questo mi conferma, visto che è qui presente, che
che evidentemente c'è uno scontro nel governo, ma noi non siamo interessati alle diatribe del governo, siamo interessati ad un fatto fondamentale, Assessore, che Amelia non venga distrutta. E le chiedo un incontro in modo da poter, da sindaco di Militello, insieme al sindaco di Scordia, Barchitta, venire per capire che cosa dobbiamo fare. Quella per noi ha un valore anche storico, perché era la residenza del principe Branciforte, donna Giovanna d'Austria, ma ha un valore ambientale, non è un luogo qualsiasi. E poi sono stati spesi 10 milioni di euro e in Sicilia non si possono buttare. Grazie onorevole Burtone. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Figucci. Onorevole, vuole intervenire? Prego. Sì, grazie Presidente. Credo che a margine di quest'Aula e di queste giornate lunghe, lunghissime, dove per carità la stampa ha anche raccontato in maniera anche legittima quello che accadeva, una riflessione, così una battuta vada fatta. Tutto sommato penso che alla fine è stato fatto un buon lavoro. Maggioranza e opposizione escono da quest'Aula in un clima che qualcuno ha definito di festeggiamenti, qualcun altro di selfie, ma è andata bene. Io credo che se poi alla fine i territori riescono a beneficiare di un lavoro di cui il governo si è fatto portavoce e di cui i parlamentari singolarmente, ciascuno forse con la colpa di averlo fatto nel proprio collegio, ma va bene uguale. Quale dovrebbe essere la colpa se un deputato si intesta una battaglia che riguarda il territorio che vive? Ci sono state tutta una serie di norme che hanno riguardato i siciliani tutti complessivamente intese, norme che riguardano i mutui, che riguardano le agevolazioni, altre norme che invece intervengono su fatti più locali probabilmente, che riguardano un piccolo comune, che riguardano un ente controllato della regione siciliana. Ma viva Dio, quando si fanno le cose quella è una vittoria per tutti. Per cui assolutamente, per esprimere soddisfazione al di là delle polemiche che ci possono stare, ne cito una: i dipendenti dell'ESA. Sembra questa forse una cosa così di piccolo conto? Ok, noi ci siamo intestati l'idea che venissero adeguati i contratti di dipendenti che non erano adeguati da più di 15 anni. È stata messa una posta di bilancio di 1,2 milioni. Siamo riusciti a garantire anche questo risultato, insieme a qualche campetto, insieme a qualche manifestazione. Sono tutte iniziative di cui personalmente io vado orgoglioso. Quindi un plauso all'attività del Parlamento e del Governo tutto. Grazie onorevole Figuccia. Rinviamo l'Aula a martedì ore 15 con all'ordine del giorno vi arriverà la comunicazione, comunque molto probabilmente sul NADEF e bilancio consolidato. La seduta è chiusa.